Buonasera a tutti. Io sono Irene Comiotto e vi do il benvenuto a nome di ENAC Veneto. Per chi ci conosce questa sera per la prima volta, chi è ENAC Veneto? È un ente di formazione e servizi al lavoro che fa parte della più ampia associazione ENAC, che sta per Ente Nazionale Canossiano. Quindi noi traiamo quelli che sono i nostri valori e la nostra mission dalla nostra fondatrice, che è Madre Maddalena di Canossa, la quale era convinta che l'istruzione e la formazione fossero gli strumenti più importanti che abbiamo a disposizione per integrare le persone nella società, includerle. E questo è un po' quello che pensiamo anche noi. Quindi lei nell'Ottocento ha fondato alcune scuole dove istruiva e assisteva ragazze e donne analfabete, e ha poi fondato scuole a partire da Verona, poi a Venezia, a Milano, un po' in tutta Italia. L'opera canossiana si è poi diffusa capillarmente a livello globale, perché se vedete le mappe che abbiamo sparse nell'istituto vedete che proprio siamo ovunque, e l'opera canossiana si è poi anche evoluta nel tempo, quindi è iniziato con la formazione dei ragazzi, dei giovani, ed è proseguito con la formazione degli adulti. E quindi ad oggi ENAC Veneto ha 4 sedi, qui a Feltre, noi abbiamo i nostri spazi all'interno dell'Istituto Canossiano, Treviso, Schio e Verona. Su Treviso e Verona abbiamo 2 CFP, che sono 2 scuole superiori, e su tutte e 4 le nostre sedi ci occupiamo di formazione di persone adulte, quindi persone disoccupate da un lato, che devono riqualificarsi, devono acquisire nuove competenze per inserirsi nel mondo del lavoro, e noi le aiutiamo anche con attività di orientamento, attività di accompagnamento al lavoro, e poi tutte le persone che lavorano e le aziende che sentono l'esigenza di mantenersi aggiornate e in questo modo rimanere competitive. La serata di questa sera, quindi il seminario di questa sera, si inserisce all'interno di un progetto più ampio, il cui titolo è Per un futuro lavorativo inclusivo, l'IA come alleato nei processi di age management. Questo progetto è finanziato dalla Regione Veneto tramite il Fondo Sociale Europeo, ed è per questo che è un evento gratuito. È un progetto che abbiamo attivo su tutte e 4 le nostre sedi, da ormai settembre di quest'anno e andrà avanti fino a settembre 2025 con una serie di attività formative, di eventi, che hanno 2, obiettivi. Da un lato ci concentriamo sull'intelligenza artificiale, quindi cerchiamo di dare alle persone che lavorano competenze digitali e trasversali per permettere appunto a tutti noi di stare al passo con l'innovazione tecnologica, soprattutto con uno sguardo alle figure più senior, che sono quelle più vulnerabili. E dall'altro ci concentriamo sui processi di age management, quindi supportiamo le aziende con alcune attività, per esempio attività di coaching, nel far star bene insieme persone che hanno diverse età e quindi diversi background, diversi approcci al lavoro, diverse mentalità. Quindi sono 2 obiettivi ambiziosi, e il seminario di questa sera è un primo passo in questa direzione, a una platea un po' più ampia, ed è bello, ecco, che in tanti abbiate colto questa opportunità, perché effettivamente è importante avvicinarci ai cambiamenti, anche se fanno paura, anche se appaiono minacciosi. Qual è il tema quindi di questa sera? Governare l'intelligenza artificiale, competenze, opportunità e rischi, e cercheremo di darvi uno sguardo su tutti e 3 questi aspetti. Chiaramente è un tema ampissimo, potremmo stare penso qui anche più di 2 ore, 2 giorni, 2 settimane, non so quanto tempo ci vorrebbe, e quindi l'obiettivo è quello di darvi qualche spunto, qualche input, farvi tornare a casa con un po' di curiosità. Domani mattina sono sicura che qualcuno si sveglierà e inizierà a dire: bene, cosa posso sperimentare? Questo è un po' il nostro obiettivo. Qui con me vedete 2 figuri, Loschi. 2 figuri loschi, che mi accompagneranno nella serata. Allora, io vi parlerò un pochino di quello che può essere l'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro, sul mercato del lavoro. Chiaramente nessuno ha la sfera di cristallo, per cui
si possono fare alcune previsioni, ci sono già alcune tendenze abbastanza chiare. Dopodiché Marco Sacchetta, a cui do il mio benvenuto e ringrazio, è il titolare della società informatica Hyperlink di Belluno ed è formatore in ambito intelligenza artificiale, e lui ci offrirà un contributo un po' più tecnico del mio su quelli che sono gli strumenti che già da oggi abbiamo a nostra disposizione e quindi quelle che sono le opportunità che l'intelligenza artificiale ci offre. Ci spiegherà anche un pochino meglio che cos'è l'intelligenza artificiale, perché tutti la sentiamo nominare ma in realtà non sappiamo bene cosa sia, e poi inizieremo ad entrare nel merito di quelli che sono i rischi, alcuni dei rischi, perché poi ce ne sono tanti, ma il tempo è quello che è. Con Alberto Bozzo, avvocato esperto di diritto del lavoro e trattamento dei dati personali, andremo più nel merito proprio di questo tema, quindi come gestire, trattare i dati personali in azienda e proteggerci, quindi penso ci darà anche qualche strategia concreta per far fronte a questa minaccia. Al termine dei nostri interventi ci sarà lo spazio per le domande e sono sicura che saranno tante, ma insomma cercheremo di rispondere a quanti più dubbi e curiosità possibili, e poi ci saluteremo qui fuori per chi vuole con un piccolo aperitivo. Allora, ho pensato di iniziare ponendo l'accento su questo aspetto. L'intelligenza artificiale è ovunque intorno a noi. Io personalmente ho iniziato a sentire parlare di intelligenza artificiale non da tantissimo tempo e mi sono domandata, ma è la novità dell'ultimo minuto? In realtà no. Studiando ho scoperto che di intelligenza artificiale si parla da tanti anni, dagli anni 50. Chiaramente l'IA si è evoluta nel tempo in maniera esponenziale negli ultimi anni perché è esplosa l'intelligenza artificiale generativa, e poi Marco ci spiegherà meglio che cosa si intende, però ecco, è un qualcosa che esiste ma che si sta sviluppando sempre di più negli ultimi tempi, e qui vedete alcuni esempi di che cos'è intelligenza artificiale. Le auto che si guidano da sole e sempre più lo faranno in maniera migliore, meno rischiosa. Tutti i motori di ricerca si basano in realtà sull'intelligenza artificiale. Tutti i sistemi di raccomandazione presenti nei siti come Netflix o Amazon, che ti suggeriscono i contenuti, i prodotti in base a quello che tu cerchi, guardi e preferisci. Tutti ormai i sistemi di e-commerce hanno alla base meccanismi di machine learning e incoraggiano il processo d'acquisto in una determinata direzione in base ai nostri comportamenti online. Gli assistenti vocali Siri, Alexa riconoscono la nostra voce e ci rispondono a tono. Poi abbiamo tutti questi simpaticissimi chatbot che vedete apparire nei vari siti di aziende che producono beni o offrono servizi, e vi ho messo quello di Click Lavoro Veneto perché è il nostro sito di riferimento come operatori del mercato del lavoro. Anche loro ormai hanno questo tipo di tecnologia, quindi ho un dubbio, malauguratamente non mi risponde un essere umano, ma mi risponde un chatbot che cerca di rispondere alle domande e ai dubbi più frequenti, più basilari. A volte ci azzecca, a volte no, anche lì c'è tanto lavoro ancora da fare sicuramente, però stiamo andando in questa direzione. E in ultimo vi ho messo ChatGPT per nominarne uno, ma poi approfondiremo, quindi non c'è solo ChatGPT, c'è tanto altro. Tutto questo è intelligenza artificiale. Non è la specie più forte che sopravvive, né la più intelligente, ma quella che risponde meglio al cambiamento. Questo è un concetto noto, stranoto, ma vorrei concentrare l'attenzione su questo. Se noi siamo qua questa sera è perché ci rendiamo conto che la rivoluzione tecnologica in cui siamo immersi è un qualcosa che ci travolge a nostro malgrado, quindi possiamo decidere di rifiutare questi cambiamenti perché ci fanno paura o perché ci sentiamo distanti dalle tecnologie e diciamo mamma mia cos'è quella roba lì,
già non sono capace col computer, figurati te l'intelligenza artificiale. Questo ragionamento è che in tanti possiamo fare. Oppure ignoro, dico vabbè, se ne sente tanto parlare, io vado avanti con la mia vita come nulla fosse. L'alternativa migliore che noi caldeggiamo è quella invece di cercare di avvicinarci al cambiamento, cercare di capire cosa sta succedendo intorno a me, ed è quello che state facendo voi questa sera. Una volta che mi avvicino alla tecnologia, la capisco, cerco di capire anche quelli che sono effettivamente i rischi, i pericoli, perché ci sono, è innegabile, quindi devo avere anche consapevolezza nell'utilizzo, però provo a capire cosa può esserci per me. Qui, in tutto questo, di quello di cui parleremo questa sera, che cosa c'è per me, per il mio lavoro, per la mia vita quotidiana, che cosa posso fare mio. Non tutti dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti, magari ce ne basta qualcuno per dare già una svolta alla nostra giornata, al nostro lavoro. Questo perché? Perché comunque l'intelligenza artificiale sta già mutando il mercato del lavoro. È qualcosa di attuale, non è qualcosa di futuro. Gli LLM, quindi Large Language Models, quindi delle tecnologie avanzate che sono in grado di comprendere e replicare, elaborare il linguaggio umano, e quindi questo è un meccanismo che sta al di sotto di ChatGPT, correggimi se sbaglio Marco, dico cavolate, influenzeranno ogni categoria, quindi da un 9% di una giornata lavorativa nella fascia bassa a un 63% nella fascia alta. Per alcune categorie più della metà delle ore lavorative possono essere trasformate dagli LLM. I più recenti dati Istat ci dicono che circa un 8,2% delle aziende che hanno almeno 10 dipendenti sta adottando almeno una tecnologia AI, versus un 13,5% a livello europeo. Se poi pensiamo alle grandi imprese, il dato sale al 32,5%. Quindi sono percentuali indicative del fatto che c'è qualcosa in movimento, si può fare sicuramente di più, ma il dato è già cresciuto di un 5% rispetto all'anno precedente, quindi sta crescendo sempre di più l'applicazione dell'intelligenza artificiale nelle aziende. E in che modo? Allora, da un lato, questi strumenti che cosa possono fare? Automatizzano dei compiti, quindi io di certe cose posso dimenticarmene, demando determinati compiti al mio strumento di intelligenza artificiale, quindi inserire dati, programmare delle attività, pianificarle, gestire documenti, quindi elaborarli, sintetizzarli, tradurli, scrivere le mail, un sacco di cose. Anche a livello produttivo, alcune attività non verranno più svolte dall'essere umano, quindi assemblaggio, controllo qualità, saldatura. Il mondo della logistica è stato rivoluzionato tantissimo. Se qualcuno di voi ha mai visto i video di Amazon, dei magazzini di Amazon, rimane sbalordito da quanto venga tutto quanto il processo automatizzato. Chiaramente questo ci pone di fronte a una preoccupazione. Cosa ne sarà dei poveri operai? Perderanno il lavoro? Questa è un po' la paura che in tanti hanno. Perché chiaramente le macchine fanno la stessa cosa che fa l'uomo, ma in modo molto più veloce, riducendo gli errori al minimo, una precisione millimetrica, e quindi chiaramente le aziende opteranno per puntare sulle macchine per alcune mansioni. Non è tanto una questione di perdita di lavoro, nel senso che sicuramente qualcuno non farà più il lavoro che sta facendo adesso, dovrà crescere, dovrà skillarsi, dovrà acquisire più competenze, perché magari se da un lato scompare l'operaio addetto all'assemblaggio, dall'altro ci sarà bisogno di tecnici addetti alla manutenzione di queste macchine più specializzati. Quindi siamo tenuti tutti noi a non fermarci allo stato in cui siamo, ma cercare di fare quel salto in più. L'altro aspetto importante è che, al di là proprio di demandare alcuni compiti all'IA, quindi lo fa lei, non sto più lì a inserire i dati, lo fa lei, miglioro proprio il mio lavoro, lo rendo migliore, più chiaro, più strutturato. Ormai i miei colleghi mi prendono in giro perché io quando hanno un dubbio dico sempre: ma hai provato a chiedere a ChatGPT? Io lo uso tutto il giorno, l'ho sempre lì aperto, ogni volta che devo prendere una decisione
Ogni volta che ho un dubbio provo a chiedere, faccio i miei esperimenti, questo proprio a livello per capire effettivamente se mi può essere utile e in che modo, e mi rendo conto che tante volte l'output che lo strumento mi dà è migliore di quello che avrei fatto io. Chiaramente lo strumento non conosce esattamente il mio contesto di lavoro, chi sono io, ma man mano più lo uso, più lui mi capisce, mi conosce e diventa mio amico. E quindi proprio va a migliorare l'efficienza. Siamo più veloci, produciamo di più e facciamo le cose fatte meglio. Non sempre, ma spesso. Quello che poi succederà è che emergeranno sempre di più nuove figure professionali legate strettamente al mondo tecnologico, quindi l'AI trainer che addestra modelli di intelligenza artificiale, i data analyst che interpretano i dati generati dall'IA, il prompt engineer, quindi colui che progetta nuovi comandi per far dare all'IA dei risultati migliori, tutte le figure legate alla sicurezza informatica e anche quelle legate all'etica, quindi l'AI ethicist consultant che cerca di vigilare sull'utilizzo responsabile dell'IA. Per fortuna non tutti noi siamo tenuti a laurearci in ingegneria informatica, ma quello che siamo invece tenuti a fare è capire nel nostro contesto, nel nostro ruolo, nel nostro settore, come può essere applicata l'intelligenza artificiale. Perché secondo il Future of Jobs Report 2025 del World Economic Forum, ben un 59% dei lavoratori entro il 2030 saranno tenuti a riqualificarsi, quindi aggiornare le proprie competenze per integrare l'IA nel proprio lavoro quotidiano. Quindi questa cosa toccherà tante persone, più di quanto magari non si pensi. E al contempo, se da un lato devo lavorare sulle mie capacità tecniche digitali, quello che siamo tenuti a fare che cos'è? Lavorare su tutte quelle competenze che sono nostre, tipiche dell'essere umano, e per quanto ci si impegni, la macchina non potrà mai replicarle, farle alla stessa maniera. Quindi tutte quelle attività più prettamente creative, perché alla fine questi strumenti ci danno risultati in base a dati che noi già gli abbiamo fornito, quindi non inventano nulla di nuovo, non hanno quella genialità e quell'innovazione che ha l'uomo. Dobbiamo lavorare sul pensiero critico, quindi sì, bellissimo avere i risultati di ChatGPT, però non li devo prendere così come sono, li devo saper analizzare con pensiero critico. E devo lavorare su tutte quelle competenze legate alle relazioni, perché nessuna macchina sarà mai come un uomo, ti guarderà negli occhi come un uomo, ti saprà ascoltare come un uomo, saprà empatizzare, saprà comunicare, saprà guidare un gruppo, motivarlo, fare squadra. Queste sono tutte cose che per fortuna ci possiamo tenere strette e su cui possiamo lavorare. Qui vi do un po' uno sguardo su quelli che sono, secondo sempre il Future of Job Report, i principali posti di lavoro che cresceranno e invece saranno meno richiesti, sempre entro il 2030. Le immagini che vedete mi sono sfogata a farle con l'intelligenza artificiale, con risultati a volte discutibili. Comunque, avremo una situazione di questo tipo. L'intelligenza artificiale e la tecnologia andranno a generare 170 milioni di nuovi posti di lavoro contro una perdita di 92 milioni e quindi il saldo netto sarà alla fine positivo di 78 milioni a livello globale, stiamo parlando. Sul lato sinistro vedete alcune di quelle professioni che per fortuna saranno sempre richieste perché dobbiamo continuare a mangiare e quindi agricoltori ci continueranno a servire, braccianti agricoli, la popolazione sta sempre più invecchiando e quindi figure legate all'assistenza, agli infermieri saranno sempre richiesti, compriamo tutto online e quindi corrieri, addetti alla guida dei furgoni, ma anche gli insegnanti. Marco lavora tantissimo con gli insegnanti e lavorerà ancora tanto con gli insegnanti, forse anche della nostra scuola, per dare degli strumenti che possono modificare radicalmente il modo di insegnare, possono facilitarlo estremamente,
ma comunque do una bella notizia agli insegnanti in sala: non scomparirete, avremo ancora bisogno di voi, e molto, perché anche qui si tratta di una professione dalla forte componente umana, comunicativa, e abbiamo visto nell'epoca del Covid quanto anche la presenza sia fondamentale. E quindi queste figure ci saranno ancora, i commessi di negozio e quant'altro. Sul lato destro invece troviamo tutte quelle figure che saranno in calo, saranno meno richieste proprio a causa dell'intelligenza artificiale. Quindi abbiamo tutti i cassieri, bigliettai, sia i cassieri del supermercato sia quelli delle banche, delle poste. Anche qua ho i miei dubbi, perché le casse automatiche esistono da mo', ma poi tutti preferiscono farsi servire dall'uomo, quindi staremo a vedere. Tutte quelle che sono le figure più segretariali, amministrative, addetti contabili, addetti alle buste paga, sono tutte figure che chiaramente hanno attività lavorative rutinarie e ripetitive, e queste semplici attività potranno appunto essere demandate all'intelligenza artificiale. Anche i grafici chiaramente verranno un pochino soppiantati. Per andare un po' più nel merito di quella che è la situazione a livello nazionale, quindi a livello italiano, vi riporto alcuni dati di un working paper dell'INAP di settembre 2024, che analizza sia i settori più esposti all'IA, sia proprio le figure professionali che saranno più impattate, ma allo stesso tempo va a studiare anche la complementarietà, cioè ok, questa intelligenza artificiale avrà un impatto su di me, ma io posso anche utilizzarla a mio uso e consumo, quindi utilizzarla in maniera positiva per me. Allora, anzitutto andiamo a vedere i settori. Troviamo sulla sinistra tutti quei settori fortemente impattati. Le attività finanziarie, bancarie, tantissimo, uno dei settori assolutamente più coinvolti. Servizi IT e comunicazione, amministrazione pubblica, attività immobiliari e servizi in genere, servizi alle imprese. Nel mezzo abbiamo il settore dell'istruzione, l'industria e il commercio, il trasporto, mentre i settori meno impattati, meno esposti, sono tutti quei settori dove comunque è necessaria l'attività manuale dell'uomo, quindi alberghi e ristoranti, costruzioni, agricoltura, silvicoltura e pesca. Se andiamo poi a vedere i dati socio-anagrafici, vediamo come le donne sono un po' più esposte rispetto agli uomini, e questo è spiegabile dal fatto che comunque le donne sono più inserite in quelle professioni amministrative ed ufficio, dove appunto si può utilizzare molto l'intelligenza artificiale. I lavoratori più anziani, dai 75 anni in su e poi a scendere, sono quelli più vulnerabili, perché sono meno pronti ad accogliere le tecnologie e probabilmente fanno parte di settori dove le tecnologie stanno già avendo dei cambiamenti molto importanti. C'è una correlazione positiva tra chi ha un livello di istruzione più elevato e l'esposizione all'IA, quindi chi ha una laurea, chi ha un diploma ITS, generalmente è anche qui più pronto ad applicare l'intelligenza artificiale nella propria vita quotidiana lavorativa, così come chi tende alla formazione, chi di recente ha fatto un corso è più esposto all'intelligenza artificiale, ma al contempo è in grado di gestirla, di apprenderla, di farla propria. Tutte le regioni nord e centrali sono più impattate rispetto a quelle del sud, anche qui è facilmente spiegabile, insomma sono regioni più industrializzate, più digitalizzate e quindi dove viene applicata effettivamente di più la tecnologia. Se guardiamo questo grafico vediamo come sull'asse orizzontale troviamo il grado di esposizione di alcune professioni nello specifico all'IA, mentre nell'asse verticale la complementarietà, quindi da un lato quanto l'intelligenza artificiale impatta su di me, dall'altro però quanto posso farla mia e a mio beneficio. E in alto a destra troviamo tutte quelle professioni di alto livello intellettivo, alto livello decisionale, i dirigenti scolastici, i direttori generali della pubblica amministrazione, i magistrati, tutti quei ruoli che hanno un alto grado di responsabilità, di criticità e dove è richiesto un alto livello comunicativo.
e quindi sono quelle che beneficeranno dell'IA. E in questo quadrante ci sta un 26 circa per cento dei lavoratori, quindi una bella fetta. Nel riquadro invece in basso a destra troviamo quelli più esposti, ma che al contempo hanno una bassa complementarietà, quindi esposti sì, ma a rischio. Quindi di questa intelligenza artificiale devono avere un pochino di timore. Tutti gli addetti alle buste paga, addetti al protocollo, allo smistamento di documenti, all'inserimento di dati, i venditori a distanza. Queste sono figure, un 23% di lavoratori a rischio di sostituzione. Quindi nel complesso circa un 50% dei lavoratori in qualche modo vedrà delle modifiche nel proprio lavoro, o proprio nel modo di lavorare o nella possibilità di trovare lavoro. Andando un po' più in focus sui lavori più a rischio sostituzione, vedete il cerchietto più grande dove ci sono più occupati che svolgono quel tipo di mansione. Abbiamo tutti gli addetti alla gestione del magazzino, i cassieri, addetti alla contabilità, tecnici, programmatori, contabili e quant'altro. Quindi siamo in linea con quello che è già stato detto a livello globale. I lavori che invece beneficeranno dell'IA sono ad esempio tutti gli insegnanti, che appunto ben venga, possono utilizzarla a loro vantaggio, gli avvocati, quindi figure un po' più che devono prendere decisioni e non basta, insomma, non basta affidarsi all'intelligenza artificiale, può essere d'aiuto, ma va solo a beneficio della professione. Abbiamo gli architetti, figure di questo tipo. Quali sono le competenze che dovremmo sviluppare? Allora, sicuramente competenze tecniche digitali, big data, cyber security e per tutti noi l'alfabetizzazione tecnologica. Ma allo stesso tempo dobbiamo, come dicevamo un pochino fa, lavorare su tutte quelle competenze trasversali che sono necessarie per utilizzare bene questi strumenti, quindi avere pensiero creativo, al di là di quanto possa suggerire ChatGPT o strumenti simili, le nostre idee sono uniche, dobbiamo non fermarci nella formazione, per quanto fare formazione sia faticoso. Tutte le aziende, le persone che sono resilienti e flessibili sono quelle che sopravviveranno, quindi ci vuole proprio flessibilità mentale. E poi abbiamo tutte quelle competenze, come dicevamo prima, legate alla gestione delle persone, che sono insostituibili. A livello tecnico dobbiamo essere in grado di dare i giusti prompt a questi strumenti, quindi più li si usa più si impara come fare, poi magari Marco ci darà qualche suggerimento un po' più pratico. Dovremo avere un po' una panoramica di tutti quelli che sono gli strumenti, perché ormai io non so quanti ce ne siano, ma centinaia, migliaia, non lo so, tanti, troppi, non si sa più cosa scegliere, di cosa fidarsi di più, di cosa di meno, però quantomeno avere una panoramica di quali sono le possibilità e quali posso applicare io nel mio contesto è una buonissima cosa. Utilizzare anche i chatbot, ormai abbiamo visto tutti ne hanno, tutte le aziende un po' più grosse li utilizzano. I dati che ottengo da questi strumenti li devo leggere, interpretare ed analizzare, quindi tutti noi siamo chiamati a farci un po' una cultura su questo. Qui vi ho messo due esempi di due figure professionali che possono vedere dei cambiamenti nel proprio lavoro quotidiano, ma in realtà potrebbero essere tantissimi gli esempi. Nel mondo della selezione del personale ormai l'intelligenza artificiale la fa da padrone da diversi anni, per cui a meno che non parliamo di piccole aziende, le agenzie di selezione e le aziende medio-grandi hanno tutte degli ATS, quindi dei programmi che servono per fare uno screening dei curricula in maniera molto rapida sulla base di parole chiave. Quindi cerco un magazziniere che sappia usare il carrello elevatore, che sappia fare l'imballaggio, che si occupi anche delle spedizioni, che sappia lavorare un DDT, eccetera, eccetera. Metto queste parole chiave nel mio gestionale e il gestionale mi filtra i curriculum più in linea. Chiaramente fare la stessa cosa a mano, quindi avere centinaia di curriculum e doverli guardare tutti per trovare quelli che fanno più il caso mio, richiede tantissimo tempo, sforzo e non ha nessun senso ormai ad oggi. Ma anche la stessa gestione dei colloqui
non la faccio più manualmente, quindi sto lì e dico vedo Tizio, Caio, Sempronio e poi aspetta Tizio, devo dirgli che non è stato selezionato, Caio invece che... No, tutto questo viene pianificato in automatico dagli strumenti di intelligenza artificiale e anche la gestione del feedback è tutto automatico. Addirittura anche alcune competenze trasversali ormai vengono analizzate dall'intelligenza artificiale, quindi si cerca di capire la personalità dei candidati in base a quanto inseriscono nel curriculum. Questo chiaramente velocizza il processo, tanto poi l'essere umano in qualche modo deve comunque intervenire in una determinata fase, solo che lo fa più avanti, quindi nella fase finale con il colloquio. Però è stato veramente trasformato il metodo della selezione. Altro ambito dove stiamo vedendo grandi cambiamenti è l'ambito del giornalismo. Il giornalista tradizionale sta lì a ricercarsi le sue fonti e perde un sacco di tempo a ricercare le sue informazioni, magari scrive tutto di suo pugno, corregge tutto di suo pugno, se legge e rilegge e mentalmente deve dire ok, questo target può avere questo tipo di linguaggio, quest'altro un altro, quest'altro queste esigenze e ci fa tutto con la sua testa in sostanza. Il giornalista invece che utilizza l'intelligenza artificiale può automatizzare compiti ripetitivi, quindi controllare le fonti per esempio, oppure utilizzare l'IA generativa per sintetizzare i testi, per creare contenuti interattivi anche in base al target, o può utilizzare la SEO per far sì che il proprio articolo venga visto nei motori di ricerca. Sono tantissime le professioni per cui potremo applicare questo tipo di ragionamenti. Ciascuno di voi avrà il compito di capire quanto e come potrà utilizzare questi strumenti, anche grazie a quello che ci diremo questa sera. Qui ho messo 2 immagini un po' rappresentative di quello che secondo me è il cambiamento nelle professioni, nel mondo del lavoro. C'è sempre stato il cambiamento ed ha sempre fatto paura. All'epoca della rivoluzione industriale tutti avevano paura delle macchine e avevano paura di perdere il lavoro, ma alla fine siamo ancora tutti qua, tutti sopravvissuti. In certi film mi è capitato di vedere i contabili che fino a un po' di tempo fa usavano le loro piccole calcolatrici, tutto carta, e poi è arrivato il computer, è arrivato internet, sono arrivati i software che fanno tutto da soli e lo faranno sempre di più. Il fotografo altrettanto, insomma c'è stata una rivoluzione in tante professioni, ma non è sempre un male. Alle volte significa fare lo stesso lavoro ma farlo meglio, facendo meno fatica e con un risultato migliore. Quindi cosa possiamo fare a partire da oggi? Cercare di formarci, e infatti noi siamo qua apposta, sperimentare, quindi è vero che il corso può aiutarti a capire già dall'inizio in che cosa non sbagliare, ma già da soli possiamo provare, non succede nulla, tenendo presente alcune accortezze, tutti noi possiamo metterci e buttarci. Sappiamo che esiste quello strumento, provo. Potenziare le soft skills che l'IA non può sostituire e chiaramente anche avere un piano B. Io lo suggerisco sempre a tutte le persone che incontro in orientamento, dobbiamo avere nella vita sempre un piano A, un piano B, puntare al mio piano A, ma sempre avendo il quadro generale di quelle che sono le mie attitudini, di quelle che sono le mie competenze, le mie passioni, anche perché cambiamo come esseri umani, non siamo mai uguali a noi stessi e quindi abbiamo bisogno noi in primis di cambiamento. Quando il cambiamento è imposto dall'esterno, siamo tenuti a cambiare, quindi può essere che ci venga richiesto anche di cambiare ruolo e dobbiamo essere pronti a questo. Io adesso passerei la parola a Marco, gli passo anche lo scettro del potere. Buonasera a tutti, grazie di essere qua, ringrazio anch'io visto che mi avete invitato. E qualcosina riprenderò di quello che ha detto Irene e poi approfondiremo un po' di dettagli. Allora, intanto che cos'è l'intelligenza artificiale? Di base non è altro che un algoritmo, un programma che è stato realizzato per imparare
dei dati senza esplicitamente essere programmato per farlo. Quindi ha una sua struttura interna che gli consente di banalmente capire il contesto di quello di cui stiamo parlando, e questo non è scontato. Inoltre, come diceva Irene, l'intelligenza artificiale, soprattutto quella di cui sentiamo parlare oggi, ovvero la generativa, si basa molto su quello che è l'LLM, ovvero l'analisi del linguaggio naturale, il nostro linguaggio, che per noi è scontato e naturale per l'appunto, però per una macchina è estremamente difficile da comprendere, tanto più da contestualizzare. L'intelligenza artificiale fa proprio questo. Come diceva Irene, l'intelligenza artificiale esiste già da molto tempo, abbiamo fatto tanti esempi, a partire da Netflix, a partire da tutti i programmi, i software di streaming online, dagli e-commerce che ci aiutano a selezionare dei prodotti o ci fanno vedere che c'è qualcosa che non conoscevamo che ci può interessare, a banalmente WhatsApp. WhatsApp, quando scrivete un messaggio, quando digitate una parola, dopo aver digitato 1, 2, 3 caratteri vi suggerisce una parola. Man mano che lo utilizzate lui si specializza, si specifica su di voi, quindi quello che scrivete voi, la parola che vi suggerisce dopo i primi 3 caratteri, probabilmente è differente da quello che viene suggerito alla persona alla vostra sinistra digitando gli stessi caratteri. Dipende un po' da come siete abituati a scrivere, di cosa discutete, e quindi con l'intelligenza artificiale diventa un po' un aiutante, un qualcuno che si specializza stando al vostro fianco, e più la utilizzate, più questo aiuto lo imposta in una maniera migliore, personalizzata, su misura. L'IA generativa di cui sentite parlare, che è quella che probabilmente ci ha condotto qui oggi, anche perché molti di voi probabilmente non sapevano che l'intelligenza artificiale esiste da parecchio tempo, è quella che produce o che tendiamo a utilizzare per produrre suoni, video, immagini, ma soprattutto magari contenuti testuali. Telecomandi, devo imparare a usarlo. Questo è un elenco, diciamo, degli applicativi che conosciamo un po' di più oggi. Quindi abbiamo ChatGPT, che è prodotto da OpenAI, abbiamo Copilot, che appartiene a Microsoft. Dietro Copilot c'è ChatGPT in soldoni, Gemini di Google, Claude di Anthropic e Perplexity, molto interessante, che poi andremo ad approfondire, e molti altri. DeepSeek ha fatto molto parlare di sé nell'ultimo mese più o meno. Questi sono i maggiori applicativi di cui sentiamo parlare oggi. Come dicevamo prima, sono applicativi un po' generici, ci permettono di fare un po' di tutto. Sicuramente, se siete qui, li avrete già utilizzati, avrete fatto qualche esperimento. Una volta che li abbiamo sul telefono, sul computer o sul tablet, iniziamo a parlarci, a discuterci, e da quella discussione appunto nasce quello che è un commento, una restituzione, un output, che può essere appunto un suono, un video, un'immagine, una tabella, oppure un'operazione, e così via. Quindi ci stiamo già un po' abituando ad utilizzarli nel quotidiano. È importante che iniziamo ad utilizzarli anche solo per giocarci, mettiamola così, perché inizia, anzi è già parte di quella che è l'alfabetizzazione digitale, che credo dagli anni '80 è nata con i primi computer negli uffici e nelle case di tutti quanti. Quindi è una tecnologia che già abbiamo attorno, oggi ancora di più, nel futuro ancora. Se oggi impariamo a metterci mano, a conoscerla, a sapere come è impostata, come ragiona, come comportarci con lei, oltre che utilizzarla sul lavoro, domani saremo anche un po' più tutelati, perché sappiamo cosa abbiamo davanti, quali sono i rischi e quali sono le potenzialità. Mi permetti, Marco, di Prego. fare un sondaggio? Vorrei capire in sala quanti già stanno utilizzando qualche cosina per alzata di mano e chi non ha alba di quello di cui stiamo parlando. Bene, mamma mia, che bella platea. Ok. Quindi voi ci avete già un po' pasticciato, mettiamola così. Per chi non l'ha fatto, quindi l'altra metà della sala, invito a farlo senza paura. Molto banalmente scaricate uno di questi applicativi, vi guardate un video tutorial su YouTube molto base e imparate a capire un po' come funziona. Di base noi
facciamo una domanda, facciamo una richiesta, questa richiesta solitamente la facciamo in 2 modi, o scrivendo, oppure tanti applicativi hanno l'opzione come WhatsApp, come Telegram, di mandare un vocale. Quindi noi lo stesso prompt che scriviamo lo possiamo dire verbalmente, poi lui lo trascrive, quindi ce lo ritroviamo poi tutto trascritto nella cronologia. Lui impiega qualche istante per ragionare, molto tra virgolette ragionare perché non è un ragionamento, e poi che ci restituisce un output alla nostra domanda. Può essere banalmente devo fare un pranzo a tema, cosa mi consigli, oppure devo progettare delle vacanze, questo è il mio range di tempo, questo è il mio budget, vorrei andare in quella zona lì, proponimi qualcosa, e così via. Dal banale, ho una tabella che mi ha dato un mio collega con dentro dei dati, faccio una foto, la carico, trasformala in una tabella Excel e da lì poi estrapolo i dati e vado a lavorarci. Può fare un po' di tutto. Un altro esempio è quello che già fa Google Translate. Sono in Spagna a fare delle vacanze, faccio la foto a un cartello scritto in spagnolo, me lo traduce in automatico, quella è intelligenza artificiale. E via dicendo, potremmo fare 1000 esempi. Quindi già nel quotidiano possiamo fare tante cose, anche banalmente Siri è un'intelligenza artificiale. Sto cucinando, ho dimenticato degli ingredienti, Siri crea un elenco della spesa e ricordami, quindi va a mettere in agenda, che dopodomani, quando esco dal lavoro, avvisami, vado a fare la spesa. È un aiutante. Per fare tutto questo, nell'ambito generativo, quindi parliamo di questi applicativi qui, l'intelligenza artificiale, questo programma, viene allenato, subisce un training, quindi in fase di creazione, di allenamento, l'azienda che c'è dietro dà tutta una serie di dati in pasto a questa intelligenza artificiale, un grosso dataset di dati, di informazioni, e in più lo fa anche lavorare con le informazioni che ci sono online. Da lì apprende tutta una serie di conoscenze, di contesti, di abitudini, per il quale poi ci viene dato in mano e possiamo utilizzare quotidianamente. Ricordatevi che l'utilizzo che facciamo noi quotidianamente è un allenamento a sua volta. Come nei videogiochi banalmente esiste questo termine che si chiama beta tester, ovvero è una persona al quale viene dato un videogioco prima che venga pubblicato sul mercato, che venga venduto, questo lo utilizza, lo gioca e dopo riporta dei feedback, no? Questo va bene, questo non va bene, questo non funziona, questo funziona benissimo. Noi stiamo facendo grosso modo la stessa cosa, abbiamo un prodotto in mano che bene o male è concluso, però noi ogni volta che utilizziamo l'intelligenza artificiale, quella metà della sala che l'ha fatto anche creando delle immagini, si sarà accorta che a destra o a sinistra dell'immagine è presente un pollice in su e un pollice in giù per dare un feedback, quindi l'immagine è stata creata correttamente, è contestuale alla richiesta che ho fatto, oppure no, non va bene, è un'immagine esplicita, lede la sensibilità, non è coerente e così via. Questo implementa l'utilizzo e la capacità dell'intelligenza artificiale. Anzi vorrei fare un esempio che è quello di DeepSeek, che è un'intelligenza artificiale di origine asiatica che ha fatto molto parlare di sé ultimamente. Ha fatto molto parlare di sé per tanti motivi. Una delle notizie che sentiamo spesso sull'intelligenza artificiale è quanto investe l'azienda che c'è dietro e non solo sullo sviluppo di questa intelligenza artificiale. DeepSeek ha fatto parlare di sé perché hanno investito molto meno delle grandi aziende come OpenAI su ChatGPT piuttosto che Gemini su Google, e con una tecnologia un po' più arretrata, non con le ultime tecnologie a disposizione. Nonostante ciò hanno sviluppato un modello di intelligenza artificiale open source, quindi aperta a sviluppi anche al di fuori dell'azienda, non da poco, che l'ha messa al pari delle altre intelligenze artificiali che sono state sviluppate con dei budget molto più elevati. L'altra cosa che ha fatto parlare di sé, a parte il fatto che è open source, quindi è aperta a tutti, io azienda prendo il modello, posso metterci le mani dentro e creare qualcosa di completamente differente che però si basa magari su questi modelli, e quindi aumento lo sviluppo di queste intelligenze artificiali. Ha fatto parlare di sé il problema della sicurezza. In questo caso lo sviluppo di DeepSeek ha portato delle carenze nella gestione delle sue sicurezze, quindi è stata hackerata e chiaramente ha fatto parlare male, ha fatto parlare in negativo quello che è l'argomento dell'intelligenza artificiale, perché chiaramente quando andiamo a mettere dei dati nell'intelligenza artificiale, dopodiché Alberto sicuramente ne parlerà,
dobbiamo stare attenti, perché i dati che possiamo inserire magari sono di poco conto. Devo fare le ferie, voglio andare in Giappone per 2 settimane, non gliene interessa niente a nessuno, sono un datore di lavoro o ho un ruolo di una certa importanza nell'azienda, inserisco dei dati dei miei clienti, dei miei collaboratori, ecco, questo è già un altro paio di maniche, quindi vado ad adottare delle strategie magari per fare questo, onde rischiare che questi dati vengano appunto violati. Appunto, come utilizziamo l'intelligenza artificiale? Oltre a quello che ci siamo già detti, normalmente, come dicevi tu, Irene, hai un dubbio, lo chiedo a ChatGPT, immagino, no? Ok. Che è diventata appunto un'abitudine. Può essere un'abitudine sana oppure no, poi vedremo. Ma come facevi prima, quando non c'era ChatGPT? Ragionavo, mi rompevo le balle alle colleghe, magari un po' di più, per un confronto, un brainstorming. Esatto. Però ho pensato, se uno lavora da solo, effettivamente che bello, hai sempre qualcuno con te che ti affianca, che ti suggerisce, perché penso a chi lavora in smart working o in libera professione, quando ha un dubbio o si confronta con un altro collega o se lo tiene, oppure in questo caso ha un aiutante, quindi io lo vedo come un aiuto. Poi mi rendo conto che a volte certe cose potrei farle comunque in autonomia, Okay, quindi diventa ti abitui un'abitudine un po' okay. malsana effettivamente. Ok, probabilmente oltre a questo chiedevi a Google, quindi andavi su Google, no? Facevi una ricerca, non su tutto magari, però Su aspetti magari non so come fare questa cosa su Excel, allora lì tutorial. guida di Excel, Ok. tutorial. Però per altre decisioni più strategiche non avevo nessuno a cui fare questo tipo di domande. Ok, appunto questi sono alcuni modi, tra cui appunto chiedere, magari fare una ricerca in rete, magari per chiedere un consiglio proprio no, ma se devo fare qualcosa di più approfondito, io digito delle parole chiave all'interno di Google, che è già una ricerca differente rispetto a quella che facciamo con l'utilizzo di un'intelligenza artificiale, dove imbastiamo proprio un discorso, no? Come mandassimo un messaggio a qualcun altro, ricerca queste cose perché devo fare quest'altra cosa, queste sono le sue caratteristiche. Quindi do una consegna. All'interno del browser io metto delle parole chiave, quindi devo comprare una bicicletta perché vado in bici, scrivo bicicletta, modello, colore, eccetera, eccetera. Parole chiave, mi vengono fuori i risultati con un determinato ordine, quindi abbiamo i risultati sponsorizzati a pagamento, abbiamo i risultati che appaiono in base alla corrispondenza e man mano si scende. Cosa facevo prima? Entravo, controllavo più e più risultati, mettevo insieme le informazioni, dopodiché dicevo ok, rimango su questi 2 siti che mi fanno la proposta migliore, o se non devo cercare un prodotto faccio un insieme, un riassuntone delle informazioni, mi metto nei panni dello studente che è a scuola, faccio il mio ragionamento, prendo degli appunti e creo un documento. Adesso ChatGPT bypassa la maggior parte di questi passaggi. Alto lì va bene, mi dà una mano, mi fa risparmiare tempo, questo anche sul lavoro, ma non devo togliere la mia parte. Lui è stato molto veloce a restituire un risultato, ma le notizie che ricevo, le informazioni, devo andare a vedere da che fonti provengono. Qui vi faccio l'esempio di Perplexity, che è un applicativo nato proprio per informare, per l'informazione. Vedetelo un po' come l'edicola online che vi propone il giornale con l'informazione, solo che non vi propone il giornale che è il Corriere. Lui prende sulla richiesta che fate dell'informazione che volete, per esempio aggiornami sull'evento che è successo 2 settimane fa in borsa perché c'è stato un crollo a causa di quello che è successo con DeepSeek. Lui va a prendere tutte le informazioni riguardo a quell'evento lì, dà delle fonti determinate, quindi non le prende tutte, fa già una grossa azione di filtraggio, e dopodiché riassume tutto, ce lo divide un po' in capitoli e ci ripropone la notizia, proponendo anche le fonti da cui ha preso le informazioni. Quindi io voglio approfondire quel determinato argomento all'interno di tutto il riassuntone, vado su quel blog piuttosto che su quel giornale online e così via e analizzo la notizia. Sta a me poi dire sì, ok, è andata così, però eccetera eccetera, piuttosto che quindi occhio quando chiedete qualcosa all'intelligenza artificiale, quando fate una ricerca o quando cercate delle informazioni, perché non è sempre tutto così limpido. Poi vedremo che vengono generati anche degli errori.
Come abbiamo visto finora, l'intelligenza artificiale si presta molto a essere una scorciatoia, accelera molto le tempistiche di ricerca, di svolgimento dei lavori e così via. Per fare ciò, non tutte le intelligenze artificiali vanno bene, in base al compito che dobbiamo portare avanti. Per questo ho voluto fare una piccola parentesi su quelli che sono gli aggregatori. Gli aggregatori, lo dice il nome, è un ambiente, una scatola, dove all'interno ci sono tanti strumenti e noi possiamo andare a scegliere vari strumenti, testarli e dire ok, questo fa il caso mio, potrei utilizzarlo per queste cose qui. Ce ne sono due in realtà abbastanza validi. Uno è all'interno di ChatGPT, una volta che lo aprite, per chi ci ha già messo mano, c'è una voce che si chiama Esplora GPT. All'interno trovate i GPTs, che sono dei modelli di ChatGPT basati su ChatGPT, creati dagli utenti o da aziende o da ChatGPT stessa, da OpenAI stessa, che sono specializzati per svolgere determinati compiti. Ce ne sono alcuni, per esempio, per allenarsi sull'utilizzo di un'altra lingua. Possiamo impostarlo in maniera tale che ci faccia delle domande, ci faccia dei test. Magari gli dico, devo ottenere il B1 in spagnolo. Aiutami a creare degli esami fittizi in maniera tale che mi alleno. E così via. Oppure da lì è un applicativo sempre di OpenAI, quindi è il gemellino in ChatGPT, che lavora esclusivamente sulla realizzazione di immagini. Entrate lì, lo trovate ed è specifico per quello. Un altro aggregatore è There an AI for That, quindi c'è un'IA anche per questo, che raccoglie tante intelligenze artificiali. Questo è proprio un sito, poi lo troverete alla fine delle diapositive se non sbaglio, come uno degli strumenti da utilizzare, e lì digitate un argomento che può essere, non lo so, il meteo. Io ho bisogno di una AI per il meteo, trovate tutti gli strumenti, ne provate qualcuno e da lì poi dite ok, scelgo questo mi sarà utile. Ottimizzare i processi, ne abbiamo già parlato abbondantemente, insomma è uno strumento che possiamo portare sia a casa che sul lavoro. Non adagiatevi sugli allori, nel senso deve essere un aiuto che vi rende dei super lavoratori, dei super collaboratori, deve darvi una spinta in più e soprattutto deve togliere dalle vostre spalle quello che è il lavoro tra virgolette tedioso, tutte quelle cose molto macchinose che può fare effettivamente una macchina, le deve fare un'intelligenza artificiale. Noi dobbiamo fare altro, cioè dobbiamo utilizzare le nostre skill per fare altro ed evolverle per supervisionare sì il lavoro dell'intelligenza artificiale, ma anche per fare dei compiti un po' più elevati, chiamiamoli così. Se invece devo stare lì tutto il giorno a copiare e incollare dei dati o a metterli dentro una tabella, lo può fare un programma, anche perché dopo 8 ore che lo faccio non sono contento di andare a casa e essere stanco di aver fatto solo questo. Se lo può fare lui, meglio. Qui faccio un esempio, visto che lavoro tanto con i docenti, proprio con loro. C'è uno strumento che consiglio tanto di intelligenza artificiale tra tutti gli altri, che si chiama Magic School. È stato costruito su quella che è un modello di intelligenza artificiale. All'interno di questo sito avete un aggregatore che mette insieme tanti piccoli strumenti, sia per i docenti che per i ragazzi a scuola. Ragazzi almeno dalle medie in su, insomma, con le elementari magari sono un po' piccolini. Tutti questi strumenti ci permettono di risparmiare tempo a casa, quindi devo creare delle verifiche per la mia classe o dei compiti. Io mi sono sempre immaginato, e poi mi sono anche confrontato, che il docente ci mettesse comunque un'oretta, 2, magari anche dei pomeriggi per creare dei progetti. Con questi strumenti ci mettiamo veramente poco, ci mettiamo 5-10 minuti e per supervisionare la realizzazione ce ne mettiamo altrettanti. In 20 minuti, 40 abbiamo finito. Non è che il resto del tempo andiamo al bar, però magari in classe ho dei ragazzi che fanno più fatica. Ho il 70% dei ragazzi che se la cavano bene e altri che fanno fatica. Perché non realizzare con questi strumenti dei test appositi per loro, perché magari loro fanno fatica a esprimersi in un'interrogazione o in un compito standard e così via. Quindi do delle alternative create su misura. L'intelligenza artificiale mi aiuta a creare questi strumenti, questi compiti per loro. Posso fare molte altre cose, questo era solo un esempio. Però risparmio tempo, creo delle cose che hanno una qualità molto più elevata e delle cose specifiche per chi ne ha bisogno. Quindi io alla fine dell'anno ho dei ragazzi che ho portato avanti con una marcia in più, con 2 marce in più. Perché? Perché ho dedicato le mie energie a questo tipo di supervisione.
Da qui appunto dicevo, non andiamo al bar col tempo che ci avanza, perché purtroppo ho avuto che fare con docenti che dicevano: ah, fantastico, c'è GPT, mi fa il compito, basta, io mezz'ora ho finito, ho fatto tutto quello che devo fare. Ho capito, è comodo, non invidio infatti il docente di matematica che fa tutte le equazioni, qui ne facciamo abbastanza in fretta, compreso lo svolgimento e la correzione. Però non abusiamone, insomma, utilizziamolo per quello che va bene utilizzarlo, che serve, non per quello che non serve. Anche perché, come diceva Irene prima, c'è sempre una parte umana che noi mettiamo nella relazione con l'altra persona. Poi sì, abbiamo utilizzato lo strumento, però ci vuole sempre quella parte lì. Per quanto riguarda appunto l'uso e l'abuso, non solo per gli insegnanti ma anche sul lavoro, perché mi è piaciuto l'esempio della calcolatrice, perché prima avevamo la calcolatrice, c'è ancora chi ha la calcolatrice fisica di fianco al computer, io spesso uso quella del computer o quella del telefono, e ne parlavo giusto qualche giorno fa con un collega. Una volta ero molto forte, cioè mi arrivava un conto da fare alla mano, lo facevo, ok, era lì nero su bianco. A forza di utilizzare questi strumenti, ammetto, no, mi sono impigrito, ogni tanto dico, ha senso che lo faccio o no, ok, uso la calcolatrice. E magari sono poche cifre. Parallelamente evitiamo di fare questo fin da subito, perché è veramente un attimo, cioè, l'hai detto tu, io adesso chiedo a ChatGPT, chiedo a ChatGPT ogni 3x2, metto le mani avanti, insomma non abituiamoci troppo a questo, poi ripeto, per le cose molto meccaniche va bene. Privacy, sensibilità e contenuti sensibili, questa è una bella parentesi. Vedete, guardate, pensate all'intelligenza artificiale come fosse una penna o come un telefono, è uno strumento che utilizzo per fare quella determinata cosa. Uguale, l'intelligenza artificiale deve essere uno strumento che utilizzate per fare quello. Pertanto, nel momento in cui create qualcosa con l'intelligenza artificiale, molto grosso modo vi appartiene. Io scrivo una frase, un libro con questa penna, quel contenuto è mio, fin tanto che non vado a ledere i diritti di qualcun altro. Quindi se vado a realizzare un'immagine di una barca nel mare su un paesaggio che ho descritto all'intelligenza artificiale, quell'immagine è mia. Se dentro ci metto il simbolo di Nike, stiamo andando verso un'altra direzione, quindi occhio a quello che fate, a dove lo pubblicate o come lo utilizzate. Soprattutto quando create contenuti con l'intelligenza artificiale, non la correzione del testo, dico, ma proprio da zero, e poi così com'è lo prendete e lo pubblicate, dovete dire che è stato realizzato con l'intelligenza artificiale. Dovete tutelarvi anche in questo modo. Poi non entro nel merito perché poi c'è Alberto per questo, non voglio neanche dire delle fesserie. E occhio anche alla realizzazione dei contenuti, perché è facile realizzare dei contenuti sensibili che vadano a ledere la sensibilità di un minore piuttosto che di altre persone, anche perché questi applicativi è facile realizzare un account e utilizzarli. Di solito l'applicativo vi chiede di essere maggiorenni, vi chiede una serie di cose. Ormai sappiamo che i ragazzi più giovani sono nativi tecnologici e stanno un attimo a fregare questi strumenti. Conosco un sacco di bambini di 6-7 anni che utilizzano ChatGPT, non lo dovrebbero utilizzare. Con la supervisione di un adulto sì, ma lo fanno da soli. Questo non va bene, anche perché il meccanismo che è stato messo in piedi è facile da girare. Quindi sempre un occhio di riguardo anche a casa. Problematiche. Abbiamo davanti una nuova tecnologia, una tecnologia come non l'abbiamo mai vista prima nella nostra storia. È una tecnologia che è nata in fretta e si è evoluta molto in fretta. Parlavo prima con un collaboratore, se io a fine gennaio mi informo su alcune tecnologie, alcuni applicativi di intelligenza artificiale, dopo una settimana, 2, io sono già indietro se non mi informo più, perché hanno un'evoluzione talmente rapida e ne spuntano ogni giorno come funghi che non è infattibile conoscerli tutti. Noi conosciamo quelli che citavo all'inizio, quelli più famosi, che attualmente sono i big. Non sappiamo se domani verranno totalmente soppiantati oppure se evolvono e continuano a vivere. Faccio un po' il paragone con i social network. Guardate Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn e così via. Sono nati, sono rimasti, altri sono morti. MSN, Netlog, ce ne sono stati sicuramente altri. Sono tutti finiti. Solo quelli che si sono evoluti hanno continuato. L'intelligenza artificiale potrebbe prendere quella direzione lì, come no. Molto probabilmente
vedremo tanti altri strumenti nascere. Poi farò un'altra parentesi. Adesso abbiamo delle IA un po' generiche, possiamo chiedergli un po' tutto, come ChatGPT. Vedremo dopo che stanno nascendo delle start-up, delle aziende che fanno dei prodotti molto specifici per quella che è l'intelligenza artificiale. Problemi che nascono con questa tecnologia, questi sono solo alcuni, sono le allucinazioni, ovvero informazioni inventate, fornite, spacciate come autentiche dall'intelligenza artificiale. Questo perché? Perché l'intelligenza artificiale non si accorge che sta dicendo una cavolata. Perché? Perché l'intelligenza artificiale, a discapito del nome, non è intelligente, è predittiva. Cerca tramite dei processi di predire quanto più possibile il risultato che ci deve restituire. Quindi quando non trova un'informazione, tende a crearla, a inventarla, a predirla. Stiamo già mettendo dei filtri, stiamo già lavorando su questo, però è un problema che è ancora presente. Per questo vi ripeto, occhio alle informazioni che ricevete dall'intelligenza artificiale, perché è un attimo. Chi è docente qua presente da degli alunni che utilizzano l'intelligenza artificiale probabilmente a scuola se ne è reso conto, perché si trova delle cavolate gigantesche all'interno dei temi creati con l'intelligenza artificiale. Dopodiché abbiamo i bias, e qua mi ricollego appunto alla possibilità di fare dei colloqui, di scremare appunto dei curriculum, perché è il condizionamento nelle scelte dato da informazioni false o inventate. Se l'intelligenza artificiale non è settata correttamente, non ha subito un buon allenamento, potrebbe fare delle discriminazioni sul sesso, sulla razza, sulle skill e così via. Banalmente, da un po' di anni a questa parte si dà molto più peso alle soft skill rispetto a una volta. Quindi, chiaro che per quel ruolo ho bisogno di avere determinate skill, però a parità di skill scelgo solitamente quello che ha delle soft skill un po' più elevate, perché voglio portare nell'ambiente di lavoro un collega, un futuro collega, che si ambienti bene, che mi renda anche la giornata più leggera. Quindi io quando mi trovo a bere il caffè devo poter dialogare tranquillamente, non avere uno che è un mattone, che non ha delle skill sociali, non credo lo voglia nessuno. Ecco, questo l'intelligenza artificiale lo deve capire. Chiaramente immagino che quando facevi riferimento prima deve essere qualcuno di lato che ti dice io farei così, questo è il mio ragionamento, cosa ne pensi? Poi la scelta ultima sta sempre a me, che sono preposto a quell'operazione lì. Dopodiché abbiamo i deepfake, ovvero contenuti multimediali manipolati. Questi esistono già da parecchi anni, hanno fatto molto parlare di sé, di solito sono soprattutto delle immagini, dei video fasulli, però fatti molto bene, e quindi per chi legge una notizia magari la mattina un po' di sfuggita, che ha ancora un po' di sonno sulle spalle, è facile scambiarla per vera. E creare un contenuto testuale, quindi un articolo di giornale finto, è estremamente facile. Potremmo farlo qui in pochi minuti. Pertanto, ripeto, non fidiamoci dell'IA totalmente. Prendiamola, supervisioniamola e cerchiamo di capire se effettivamente quello che ci propone può essere realistico. Molto importante appunto su queste problematiche, ma non solo, e poi credo farà parte anche del tuo approfondimento, Alberto, l'AI Act, ovvero il regolamento europeo sull'AI, che è uno dei 3 regolamenti, delle 3 azioni che stiamo compiendo a livello globale per tutelarci in merito all'intelligenza artificiale. A livello europeo dobbiamo dire che per questa volta siamo stati molto bravi, perché siamo credo tra i primi che siamo partiti in questa direzione, e abbiamo messo in piedi un regolamento che dovrebbe essere approvato quest'anno. Ci si sta già lavorando da parecchio per tutelarsi. L'America sta andando in una direzione un po' più liberale, la Cina da un altro lato ancora, e il regolamento cerca di andare nella direzione per proteggere i diritti fondamentali, promuovere l'innovazione sicura e aumentare la trasparenza e la fiducia. Perché questo? Per tutelarci da vari problemi. Infatti abbiamo realizzato una classificazione del rischio, qui ce n'è, ho riportato qualcosina giusto per darvi l'idea, quindi rischio inaccettabile, qualcosa che è totalmente vietato, per esempio la sorveglianza biometrica di massa, quello che magari nei libri viene riportato come il grande fratello che tutto vede, tutto sa. Alto rischio, quindi qualcosa che va regolamentato, come l'intelligenza artificiale in ambito sanitario e giudiziario, va bene affiancarcelo. Per esempio in ambito sanitario ci sono alcuni esempi molto recenti
dove l'IA non solo ci consiglia qualcosa, consiglia al medico qualcosa, ma fa vedere anche il ragionamento che ha utilizzato per arrivare a quella conclusione. Io medico in questo caso mi confronto su quel ragionamento, capisco come ha ragionato, perché ci è arrivato e dico effettivamente non è del tutto sbagliato, però non ha tenuto conto di determinate cose. E quindi potrebbe essere anche un po' una prova del 9 per certi aspetti, però c'è un motivo se è messo ad alto rischio, perché abbiamo a che fare con la vita delle persone. Basso o minimo rischio, quindi delle norme leggere, per esempio utilizzare i chatbot, l'IA generativa, appunto per la generazione di contenuti sensibili, chatbot per dare delle risposte coerenti quantomeno, e così via. Quindi già qualcosina stiamo facendo. L'America invece che ha deciso di andare in un'altra direzione, ha deciso di tutelare un po' meno, per dare più spazio a quella che è l'innovazione, perché se io tutelo vuol dire che un po' vado a soffocare quella che è la fiamma dell'innovazione, la fiamma cresce più lentamente, cresce per carità, ma cresce più lentamente. L'America ha deciso di spingere sull'acceleratore, dire tutelo un po' meno, però voglio innovare, voglio spingere tanto soprattutto sul mercato, perché chiaramente è il mercato che la fa un po' da padrona. E niente, credo di aver finito, perché altri diapositive non ce ne sono. Poi alla fine abbiamo un altro po' di strumenti messi a disposizione. Penso di essere stato abbastanza esaustivo, ci sono tantissime cose da dire, quindi vi consiglio magari di approfondire con della documentazione o dei corsi specifici, perché questi erano un po' degli incipit per dei ragionamenti più che altro. Passo la parola ad Alberto. Grazie Marco. Buonasera. A me piace stare in piedi, mi piace camminare, scusatemi, ma stare seduto non mi piace. Spero che mi ha preceduto, e faccio i complimenti a Irene, faccio complimenti a Marco, perché hanno fatto delle presentazioni veramente esaustive e hanno spiegato nel dettaglio quello che oggi è l'intelligenza artificiale generativa. Dove siamo, come la possiamo utilizzare, in che misura la possiamo utilizzare, in che limiti la possiamo utilizzare. Hanno chiamato il sottoscritto perché fondamentalmente dovesse parlare dei limiti e dei rischi legati all'intelligenza artificiale. Cominciamo a parlare dei rischi legati all'intelligenza artificiale. Il primo rischio legato all'intelligenza artificiale è non utilizzare l'intelligenza artificiale. Oggi l'intelligenza artificiale si pone come uno strumento fondamentale e necessario in una scala evolutiva, lo ha detto benissimo Irene. Fa parte fondamentalmente di quello che è la trasformazione del nostro vivere quotidiano nel nostro ambito lavorativo, del nostro ambito ricreativo, del nostro ambito sociale. Questo per la tipologia di sviluppo che sta avendo questo strumento e per la velocità che sta avendo questo strumento. Si parlava comunque prima che questo convegno potrebbe durare anche 3-4 ore. Vi assicuro che potrebbe durare 3-4 ore e alla quarta ora ci potremo trovare a dire cose assolutamente diverse dalla prima ora, perché nel frattempo è cambiato il mondo. E il mondo, vi assicuro, è cambiato nell'ultimo mese in una maniera devastante. E adesso andremo comunque a spiegare il perché. Vi devo parlare dei regolamenti della protezione dei dati personali, quello che viene chiamato la privacy. Ora, tutti voi avete un concetto di privacy che è fondamentalmente sbagliato, ve lo dico in primis, perché tutti voi vi trovate di fronte a pseudoconsulenti, pseudoconoscitori della privacy, la cui prima cosa che vi viene detta è non si può fare. Allora, se un consulente della privacy vi dice non si può fare, cambiate consulente, perché non è un consulente che conosce la privacy, non è un consulente che conosce il regolamento sulla protezione della privacy. Perché? Perché il regolamento sulla protezione della privacy, GDPR, ha due skill: la protezione del dato e la libera circolazione del dato. C'è scritto nell'articolo 1. Quindi il regolamento sulla protezione dei dati ha come finalità quello di favorire la circolazione del dato, non di inglobarlo sotto una campana e dire no, quel dato adesso non si utilizza perché altrimenti è pericoloso. Ma allora che cosa è che serve il GDPR? Che cos'è che serve la privacy? Serve prima di tutto studiarla per infondere in ciascuno di noi la cultura del dato. Perché noi siamo andati avanti sempre con la solita storia per cui il dato era l'oro degli anni 2000.
E il dato di qua, il dato importante, il dato del petrolio, il dato via dicendo. Ma noi li sappiamo utilizzare i dati che abbiamo nell'azienda? Li abbiamo classificati, facciamo una geocalizzazione dei nostri clienti, una mappatura. Abbiamo un archivio di dati settato, monitorato costantemente per quanto riguarda esattezza e trasparenza. Sappiamo che cosa ci può dire un dato che abbiamo all'interno del gestionale o lo utilizziamo solo mensilmente per fare fatture? Perché noi stessi non sappiamo quanto è importante il dato che abbiamo e l'intelligenza artificiale è uno strumento che è stato elaborato per gestire dati. Ora per divertimento noi possiamo fare comunque le ricerche per chiedere come si fa la carbonara. Mi sta bene, ma non è quello la funzione, perché possiamo prenderci tranquillamente una Lamborghini e girare a 30 km all'ora per il centro storico. L'intelligenza artificiale è uno strumento che analizza dati, più dati abbiamo, più li utilizziamo con l'intelligenza artificiale, più possiamo quadruplicare la nostra produttività su quel dato che è già in nostro possesso. È vero, l'intelligenza artificiale inizialmente non era uno strumento di ricerca, oggi lo sta più o meno diventando. Pensate al cambiamento epocale che abbiamo vissuto, ve l'ha detto prima Marco suggerendolo a Irene. Cosa facevate prima dell'intelligenza artificiale? Dove andavate a trovare le informazioni? Su Google. Googlavate, mettevate sul motore di ricerca, cercavate le informazioni. Bene, l'intelligenza artificiale, gli strumenti di intelligenza artificiale hanno messo Google in secondo piano. In un determinato periodo storico, e Marco lo ha detto in maniera egregia, quando è uscito Perplexity, Google era morto, era spacciato. Aveva fatto un programma Google sull'intelligenza artificiale andando a falsificare il timing dei video. Aveva dovuto ammettere alla sua comunità che la più grande big tech al mondo di informazioni e di dati non riusciva a tenere il passo con l'intelligenza artificiale. Era uscita con un prodotto che per far vedere comunque che era veloce tagliava i tempi di attesa. Perché? Perché nel frattempo gli altri stavano comunque aggregando tutta la conoscenza con internet e facendo dei super motori di ricerca. Perplexity è un super motore di ricerca, ma oggi lo è anche ChatGPT Deep Research, oggi lo è anche comunque Gemini, quindi Google sta recuperando terreno, ma non lo sta facendo potenziando il loro motore di ricerca, lo sta facendo con la sua piattaforma di intelligenza artificiale. E quindi fondamentalmente noi dobbiamo assolutamente imparare a capire che l'intelligenza artificiale è una risorsa. È una risorsa che dobbiamo utilizzare, ma è una risorsa che dobbiamo imparare a utilizzare. È stato detto in maniera egregia dai miei colleghi. Dovete utilizzarla, dovete imparare a utilizzarla. E come si impara a utilizzarla? Prendiamo il manuale di uso e andiamo a pagina 0 o a pagina 1, introduzione. No, non esiste il manuale d'uso di ChatGPT. Non esiste il manuale d'uso di Perplexity, sono facilmente intuibili. Cominciate comunque a scrivere. L'inizio comunque, la difficoltà comunque di questi strumenti era quello che comunque consideravamo fondamentalmente il pericolo del prompting, cioè come dialogo con la macchina, perché la macchina risponde semplicemente a determinate comunque nostre esigenze, ma queste nostre comunque esigenze oggi vengono comunque superate dalla stessa macchina che ci aiuta a migliorare il prompting. Noi possiamo dirgli alla stessa macchina e chiedergli: ascoltami, come posso chiederti in maniera migliore questa cosa? E la macchina ti risponde. Ascolta, come posso fondamentalmente, secondo te, scegliere una strategia commerciale per questo mio prodotto? E la macchina te lo dice. Te lo dice perché fondamentalmente è istruita e ha al suo comunque interno una serie comunque di dati che lei ha già acquisito da tutto lo scibile di internet. Ma se voi avete dei dati di strategie commerciali dei vostri concorrenti e glieli date comunque alla macchina, vi può aiutare a fare una strategia corretta. Le mail, le famose mail in cui fondamentalmente mandiamo centinaia di mail tutte uguali. Oggi attraverso lo strumento dell'intelligenza artificiale possiamo personalizzare i nostri clienti, li possiamo profilare e quindi mandare fondamentalmente delle mail che sono personalizzate e sulla base ovviamente comunque delle loro esigenze. Quindi non la stessa mail a tutti, domani ci sarà la presentazione comunque di questo prodotto, ma andare a spiegare comunque ad un cliente perché interessa quel prodotto e perché a un altro cliente può interessare il prodotto comunque diverso. E questo cosa è? Sono sempre i nostri dati.
E allora i nostri dati meritano la tutela. E allora dobbiamo imparare il GDPR per tutelare il dato, ma per tutelare il nostro patrimonio. Ricordatevi che il GDPR è nato nel 2018, anzi 2016, applicazione 2018, perché improvvisamente l'Europa si è svegliata e ha scoperto che c'erano i social network e Amazon, cioè che si portavano gli Stati Uniti tutti via comunque i nostri dati a titolo gratuito, ci profilavano. In qualsiasi momento della serata noi potevamo comunque dire che ci sarebbe piaciuto andare in Sardegna e il giorno dopo su Facebook ci venivano fuori le fotografie della Sardegna. Alla faccia della privacy. Ma allora perché noi dobbiamo essere tenuti comunque alla privacy se poi veniamo completamente messi a nudo da queste cose? Perché dobbiamo capire come proteggere i nostri dati. E la risposta fondamentale che tutti si sono dati, ed è stata l'idea sbagliata, sempre, per la quale fondamentalmente si sono arricchite i grandi player degli Stati Uniti, è: ma io sono così importante, ma chi se ne frega dei miei dati? Non sono così importante, ma anche se viene a sapere che mi piacciono le scarpe con la suola rossa, ma chi se ne frega? No, perché somma 1, somma 2, somma 3, somma 4 è una trasmigrazione di dati importanti che noi facciamo nella vita privata, ma poi, ve lo assicuro, lo portiamo anche a livello lavorativo. E allora la cultura del dato deve essere accompagnata a una severa cultura e formazione della macchina per due principi fondamentali. Il primo ce lo chiede la legge. Dobbiamo mantenere una visione di uomo al centro. Ed è fondamentale questa cosa di uomo al centro, per due motivi. Il primis, ce l'ha detto Marco, queste macchine tendono a fare degli errori. Ma gli errori li fanno anche i colleghi, li fanno anche i dipendenti, cioè sono gli stessi errori, voglio dire, ok? Ora, è una macchina che è egocentrica, perché è una macchina che, vi ha spiegato Marco, non è in grado di dire non lo so. Quindi quando magari non è prettamente, specificamente informata, dà una risposta talmente vera che si chiama allucinazione. Ha avuto un'allucinazione, cavolo, sembra vera. Quindi noi dobbiamo sempre essere al centro, dobbiamo sempre capire che cosa stiamo chiedendo alla macchina, perché dobbiamo sempre essere in grado di trovare l'errore nella macchina. E questo non solo per evitare l'errore, ma altrimenti finiamo come finiamo spesso quando mettiamo Google Maps per tornare a casa. Diventiamo passivi. Siamo completamente servi dello strumento dell'intelligenza artificiale e vi assicuro fondamentalmente che è il lato oscuro della forza, perché non è intelligente ma fa cose intelligenti, fa cose bellissime, fa immagini, riassume contesti e fa le cose, si resta affascinati e quindi prima o poi ti frega, perché dice Madonna, sbaglierà mica, dai, insomma, ok, poi magari mi dice anche cose carine, che sono bello, sono bravo, se gliele vado comunque a chiedere, è diventata la mia migliore amica. Ci sono testi scientifici, ci sono comunque articoli divulgativi anche dal mio carissimo amico Guido Scorza, membro del comitato del garante comunque della privacy, che parlano ormai di rapporti pericolosi e avvelenati tra l'uomo e l'intelligenza artificiale. Ok, negli Stati Uniti ci sono comunque delle statistiche di alcune persone che preferirebbero fidanzarsi con l'intelligenza artificiale piuttosto di rimanere con la moglie con cui sono. Ok? Questo ve lo sto dicendo perché nell'utilizzo dovete sempre mantenere il centro, così anche ve lo chiede appunto, come ho detto, la legge. Se fate profilare i curriculum, la legge, il decreto legislativo del 2022 dice comunque che alla fine la decisione di assumere una persona, anche se condizionata da un algoritmo, deve comunque dipendere dalla direzione, deve comunque dipendere da un uomo che deve giustificare quella scelta. Il Consiglio di Stato dice che il lavoratore ha diritto di conoscere l'algoritmo che ha deciso la sorte del suo posto di lavoro. Il Consiglio di Stato che si era espresso in merito a una graduatoria di un concorso pubblico che era stato comunque deciso attraverso un sistema di algoritmi. Quindi l'uomo rimane centrale, ne rimane sia perché la legge lo dice l'AIACT, lo dicono comunque il regolamento europeo. Tra l'altro l'AIACT è un regolamento che sicuramente ha avuto una sua evoluzione in ambito comunque storico per cercare di dare una scossa. Ve l'ho detto prima, GDPR, l'Europa si è svegliata come Cenerentola, si è accorta che in giro c'era il mondo. E allora non ha voluto fare lo stesso errore.
Però un po' calma, perché scusami, vai a disciplinare qualcosa che non abbiamo. Che cosa mi stai andando a disciplinare? Infatti ci sono delle parti dell'AI-Act che sono totalmente incomprensibili, talmente comunque tecniche sono. Ma perché noi non abbiamo, nel momento in cui è stato emanato l'AI-Act, strumenti di intelligenza artificiale. Andavamo comunque a cercare di arginare qualcosa che arrivava dagli Stati Uniti perché cercavano di spiegarcelo gli youtuber in Italia. Youtuber. Andate su YouTuber, ci sono quelli che vi fanno i corsi sull'intelligenza artificiale. La formazione sull'intelligenza artificiale è demandata agli youtuber. Nessuno che parla di sicurezza del mezzo e nessuno che parla di sicurezza del dato, inteso come valorizzazione del dato. E allora questo è il pericolo fondamentale, una regolamentazione che non sapeva che cosa comunque stava andando a regolamentare. Raccolta e qualità comunque dei dati, tenete comunque presente che quello che dobbiamo assolutamente fare è questa cosa qui. Dal 2 di febbraio sono entrate comunque in vigore quelle disposizioni dell'AI Act che prevedono l'obbligo comunque di formazione all'interno delle aziende non solo che producono strumenti di intelligenza artificiale, ma che utilizzano strumenti di intelligenza artificiale. Irene prima ci ha detto che ogni tanto va su ChatGPT. Quindi è obbligatoria la formazione, ma non deve essere, ripeto, l'adempimento burocratico che vi fa due scatole grandi così, ma deve essere quello che dopo che l'altra metà della platea comincerà ad alzare la mano perché siete indietro forte, quindi domani mattina tutti a scaricarvi un'applicazione e cominciare a vedere come funziona, vi spiegherà quali sono i benefici dell'intelligenza artificiale e che cosa e come dovete utilizzarla al lavoro, e soprattutto se la utilizzate al lavoro è perché il datore di lavoro vi ha dato il permesso di utilizzarla. Le policy degli strumenti informatici le avete mai viste? Sono quelli, diciamo, decalogo di regole, a volte ridondante, che il datore di lavoro deve fornire su come viene utilizzato uno strumento, un PC, un accesso a internet, una mail. Altrimenti la privacy continuerà sempre a essere ridondante, continuerà sempre a essere inutile. La policy dell'utilizzo di strumenti informatici è la prima barriera per tutelare il patrimonio aziendale dei dati. Come apro le mail, come le gestisco, come sto attento comunque ai virus, come sto attento alla cyber comunque sicurezza, come vado a navigare su internet, che siti posso andare comunque a vedere, che siti comunque non posso andare comunque a vedere. Sono tutte porte dove gli altri entrano e vi vengono a vedere. Lo Stato italiano è lo Stato più attaccato in Europa dai cybercriminali. Perché? Perché abbiamo i dati migliori? Secondo voi? No, perché i nostri sistemi sono molto molto indietro, tant'è che fondamentalmente è dovuta intervenire l'Europa con, anche qui in questo caso, direttive sulla cyber resilience e sulla NIS2 che hanno imposto per determinati settori importantissimi e strategici l'obbligo di adempiere, di adeguarsi in ambito comunque di cybersicurezza. Per chi lavora in determinati settori sensibili, il 28 di febbraio è la prima scadenza in cui bisogna fare comunque determinati adempimenti e continuare ad andare a rompere le scatole al loro avvocato fino a quando non passa questo periodo. Però dopo che passa questo periodo che cosa succede? Torniamo tutti a sederci fermi? No. Tutta questa evoluzione normativa, tutta questa burocrazia è una finta burocrazia, è un tentativo più o meno necessario per dare una scrollata a un sistema di digitalizzazione fortemente arretrato. Il PNRR serve per quello, serve per adeguare questo paese alle infrastrutture digitali. Il discorso di Draghi è diretto comunque a quello. Servono miliardi di euro per rinnovare l'apparato digitale di questo paese che è profondamente indietro, perché si possono fare tante cose con l'IDATO, si può migliorare comunque l'e-commerce, si può migliorare comunque la gestione del dato, come ho detto si possono comunque personalizzare le richieste comunque dei nostri clienti. Ci si può confrontare, si può comunque chiedere dei miglioramenti comunque del prodotto, si possono fare veramente tante cose. Ovviamente tenendo comunque presente le misure di sicurezza e le normative di protezione. L'Europa ha voluto essere principe cronologico nella regolamentazione e adesso si trova di fronte a due grandi blocchi.
Però bisogna mantenere fermo il punto. Non possiamo deregolamentare e non possiamo cedere su questa cosa. Però, avvocato, scusi, ma noi utilizziamo ChatGPT, è bellissimo. Noi abbiamo provato DeepSeek oppure QN, che è il nuovo strumento cinese di Alibaba, fa un sacco di cose belle. Claude adesso ragiona, già era il principale strumento in termini di redazione di contenuti scritti, adesso ci mette pure il reasoning e ci ragiona. Perché, scusi, non posso utilizzarli se dopo cominciano a essere comunque vietati? Per il principio per il quale dobbiamo tutelare il nostro tesoro. O, se decidiamo comunque di utilizzare questi strumenti, dobbiamo quantomeno non dargli in pasto liberamente come abbiamo sempre fatto. Quindi dobbiamo utilizzare strumenti di anonimizzazione. L'anonimizzazione è tutto ciò che spersonalizza il dato. Possiamo fare ricerche di mercato tranquillamente prendendo gli elementi importanti senza mettere il nome e il cognome del cliente, ma semplicemente in quella determinata zona il cliente che chiameremo X preferisce quel determinato prodotto. In quella zona il paziente che chiameremo X ha quella determinata patologia. Perché l'intelligenza artificiale sta facendo miracoli in medicina? Perché gli stanno aggregando tutti gli studi. Fino adesso gli studi erano lasciati a cosa? Alla formazione sostanzialmente di ciascun medico che in maniera progressiva e personale andava quotidianamente a leggersi tutti gli articoli di studio che uscivano sulle grandi riviste. Allora pensiamo di prendere tutte le riviste di medicina e tutte le ricerche che sono state fatte sul tumore alla prostata e le diamo in pasto all'intelligenza artificiale che un giorno ci dice: scusate, ma ci avete mai pensato che potrebbe essere causato da questo? Sta succedendo questo? Per l'Alzheimer, per le malattie cardiocircolatorie, per tutte comunque in questo caso le evenienze. Quindi questo rivendica l'importanza comunque di questo strumento, ma dall'altro noi mettiamo dentro delle ricerche che sono già anonimizzate, se vanno comunque su Nature, se vanno su Lancet, sono comunque delle ricerche dove non c'è "ho visitato il signor Rossi". Allo stesso modo, nel vostro piccolo potete fare comunque lo stesso. Quindi inserire e dare in pasto all'intelligenza artificiale i vostri dati che siano o anonimizzati o pseudonimizzati. Cioè gli stacchiamo, come ho detto, un elemento di identificazione, lo mettiamo da un'altra parte del cassetto e sappiamo che il codice 123422 identifica la Pirelli SRL. Ok? Crittografia. Sono comunque strumenti di protezione del dato quando è in transito nei nostri server o quando si sposta. Chi ha WhatsApp, anzi tutti hanno WhatsApp, scusate, vedete tranquillamente che arriva la scritta, il messaggio è con la crittografia end-to-end. Sono comunque vuol dire che il messaggio esce dal nostro telefono con una serie comunque alfanumerica, arriva comunque dall'altro comunque telefono che ha la chiave per decriptarlo e diventa un messaggio intelligibile. Sì, però una volta che sta nel nostro telefono non è più crittografato, ok? Proteggeteli i telefoni, mettetegli quella biometria che ormai tutti quanti hanno, perché di per sé siete seduti con un telefono in tasca che è pieno del patrimonio dei vostri dati. Foto dei figli, dove vado al ristorante, le mail di lavoro, ok? Dovete proteggerlo perché se lo perdete date sostanzialmente in pasto, oltre a causare comunque una violazione se perdete comunque un telefono o comunque un computer di lavoro, quindi costituite comunque, date comunque la violazione dei dati personali, li date comunque in pasto fondamentalmente nella libera disponibilità di chi si appropria comunque di quello strumento lì. L'anonimizzazione, la conformità, il monitoraggio, la raccolta dei dati. Ci sono tantissimi casi di aziende che stanno utilizzando l'intelligenza artificiale e stanno comunque avendo degli aumenti di produttività attraverso compliance. Allora, la prima cosa che dovete fare quando utilizzate l'intelligenza artificiale oltre alla policy è una valutazione di impatto. È prevista dal GDPR. Forse l'AI Act non serviva. Perdona Marco. Però il GDPR è una serie di principi che sono stati fatti pensando
all'oggetto, la tutela del dato che già era presente, ed è un regolamento che è tuttora attuale, anche se si parla di cambiarlo. E allora quando domani abbiamo un robot oppure non abbiamo una macchina con la qualità, con l'intelligenza artificiale che è in grado comunque di vedere se un pezzo anche a un piccolo comunque millimetro è corretto o meno, se abbiamo comunque uno strumento che ci può comunque aiutare a matchare i curriculum, se abbiamo comunque uno strumento che è in grado di dirci che quel pezzo lì tra poco si rompe e allora compriamone uno in magazzino perché tra 2 giorni il cliente ci chiama, questo fa l'intelligenza artificiale, lo fa già. Dobbiamo fare una valutazione di impatto, cioè dobbiamo analizzare che tipologia di strumento abbiamo comprato, chi è il produttore e quali sono le misure che la macchina deve avere per proteggere i nostri dati. Anche in questo caso, come lo faccio? Mi rivolgo a un consulente che sia in grado comunque di farlo. Vado a chiudere tra poco. Quindi responsabilità, esempi pratici comunque di AI responsabile, governance ovviamente dei dati. La privacy non è il primo posto, la qualità del dato è il primo posto. Se utilizziamo questi strumenti, la prima cosa che dobbiamo fare è un'analisi del dato. Dobbiamo essere una driving that economy, cioè il dato ci deve spingere. Non è più una questione di cash, è una questione di patrimonio di dati che abbiamo e della capacità nostra comunque di poterlo sfruttare. La formazione e le azioni pratiche. Ci tengo comunque a dire una cosa, si è parlato prima di e anche di IACT che ha una funzione regolamentativa comunque importante e una funzione comunque anche ovviamente che è stata di politica e di fermezza. Ho detto prima che il mondo è cambiato anche di recente, DeepSeek non è solamente uno strumento che costa poco, non è solamente uno strumento che ha fatto capire punto di domanda, perché da quello che arriva dalla Cina io non mi fido dal 2020, ok? Ha fatto capire che l'intelligenza artificiale può costare poco, ma ha aperto un fronte. Prima l'Europa era diretta lì con l'IACT verso gli Stati Uniti. Non entrerete mai. Oh! Sono arrivati i cinesi. Gli americani sono cambiati da così a così. All'inizio andavano da Biden a chiedergli la regolamentazione. Lo sapete, nell'isola California quanti disegni di legge c'erano sull'intelligenza artificiale al tempo di Biden? 700. 700 disegni di legge. Quindi loro sanno e hanno piena contezza della volontà di regolarla e dei pericoli insiti a questo strumento. Con Trump le cose comunque sono cambiate. Quando è arrivato DeepSeek sono andati tutti alla Casa Bianca a dire no, basta regole, vogliamo più soldi sugli investimenti, dobbiamo accelerare, ok? E liberalizzazioni. Per chi giocava con l'intelligenza artificiale già di PC c'erano comunque delle regole ogni tanto in cui veniva fuori dicendo no, questo che mi stai chiedendo viola le politiche comunque che ci siamo imposti per darci una regola, per farti vedere che siamo comunque tanto bravini, ma poi sotto sotto ti freghiamo perché ti prendiamo i dati. Anche quelle cose le sta togliendo ChatGPT. Quindi, e vado a concludere, citando un evento che abbiamo fatto, l'IA corre, ma corre velocissima. E se volete stare al passo, già da stasera cominciate a capire come funziona, perché vi servirà e soprattutto servirà a tutti avere intorno a noi persone che la sanno utilizzare con i pregi e i limiti. Grazie mille. Grazie mille a entrambi per i vostri contributi. La consapevolezza non è mai abbastanza, cioè uno pensa di essere accorto ma non lo è mai abbastanza, quindi ben venga essere molto chiari su questi aspetti. Io lascerei spazio a voi a questo punto perché io ho già modo, ecco, di confrontarmi con questi ospiti anche in altre sedi, mentre voi avete questa occasione, quindi direi che è il caso di sfruttarla per qualsiasi idea vi sia venuta, qualche riflessione, qualche domanda, quindi vi lascio un attimo riflettere se vi è venuto in mente qualche aspetto ascoltandoci.
Non siate timidi. Bravo. Chiedo a Veronica magari di rubarci O un chiedete a microfono. ChatGPT di farvi la domanda magari. Dov'era? No, il tema del diritti d'autore sulle opere realizzate integralmente con ChatGPT. Sentivo prima che comunque si è tutelati, vale a dire io posso chiedere a ChatGPT o a altri di realizzare un libro, poi quel libro lo posso mettere come mia opera e far valere i miei diritti d'autore, anche se create integralmente con l'intelligenza artificiale. Beh, la citazione non costa nulla, il problema è la possibilità No, di... allora, un attimo. Una cosa importante. L'intelligenza artificiale generativa non genera mai contenuti uguali. Ok? Di fronte a prompt uguali, il contenuto non è uguale. Ok? Allora, per quanto riguarda il diritto d'autore, ad oggi è una battaglia del tutto comunque aperta. Non c'è una legge, perché nemmeno l'AI Act si occupa di diritto d'autore. Il disegno di legge che dorme alla Camera da circa un anno ne aveva previsto e ne ha previsto comunque alcuni articoli. Le battaglie giudiziarie che imperversano negli Stati Uniti, la più famosa ChatGPT New York Times, pende ancora comunque a livello giudiziario. Alcune cause sono state perse dagli autori perché non sono stati capaci di fornire la prova certa del plagio. C'è stata una sentenza importante 2 settimane fa in una corte degli Stati Uniti che è stata la prima che ha dato ragione invece al plagiato. Il criterio fondamentalmente qual è oggi? È un principio di natura generale, ovvero si dice se il contenuto generato è più frutto del prompt, appartiene a chi ha scritto il prompt. No, a chi ha scritto il prompt? A te? Ha scritto il prompt. Se invece prevale nel contenuto l'elemento dell'addestramento, ok? Cioè addestramento vuol dire dei contenuti che ChatGPT o qualsiasi altro strumento ha già in seno e che è ovviamente percepito in maniera non legale, allora in quel caso chi si sente violato potrebbe contestare la violazione. Però è una prova a livello processuale da avvocato molto molto difficile, perché in primis la macchina è abbastanza intelligente per non andare a copiare, non copia. Tant'è che la causa tra Stati Uniti, la causa tra ChatGPT e il New York Times è curiosa perché il New York Times ha parlato proprio di plagio e ChatGPT ha detto ma noi non facciamo plagio, anzi ha accusato il New York Times di aver sempre forzato la macchina per generare quel contenuto che fosse tale da violare comunque la cosa, da violare il diritto d'autore. Quindi non è semplice da un contenuto andare a capire, perché o è un elemento predominante, capace, riconducibile in ambito giornalistico, una ricerca di quel giornalista che comunque è in quell'articolo lì, che può aver fatto comunque solamente lui, altrimenti non è a livello probatorio facile provare che c'è questa cosa qui. Sicuramente adesso bisognerà comunque valutare, tenendo presente che a livello comunque di immagini il disegno di legge prescrive la famosa targhetta, per cui ovviamente gli elementi comunque generati, quelli visivi, dovrebbero comunque tenere un elemento che faccia comunque chiarezza e dire che è un prodotto dell'intelligenza artificiale. Dall'altro ci sono un sacco di strumenti in rete che eliminano queste targhette. Io per caso ho generato, beh adesso tutti lo fanno, però ho generato un brano musicale con una delle tante piattaforme che ci sono.
scrivendo un prompt, dando anche un titolo creativo, buttando giù un'idea dello spartito e comunicando sul prompt il genere, lo stile, il gusto, il sapore che doveva avere il brano. Ne è uscito un pezzo molto bello. Quando l'ho fatto sentire a dei musicisti professionisti, mi hanno detto che loro già usano l'intelligenza e spesso si uscivano cose banali. Invece quello che avevo realizzato io non era assolutamente banale e sembrava che il pezzo desse una forte emozione. Il consiglio che mi è stato dato è: iscriviti alla SIAE, facciamo noi con le macchine il transponder praticamente delle note musicali, tu fai la parte autorale e iscriviti subito, perché il pezzo dà una forte emozione. Partendo dal principio che l'intelligenza artificiale non esegue mai due volte lo stesso lavoro, il pezzo sarà impossibile rifarlo uguale da chiunque altro, verrà comunque diverso, anche se il prompt dovesse essere molto simile. È da capire, ma ha un senso, intendo, si potrebbe Prova. iscrivere il pezzo alla SIAE a nome di una persona fisica. Sì. Ok. Mi puoi ripetere l'ultima cosa perché stavo guardando se il microfono Sì, è funzionava. fattibile legalmente che io come persona fisica possa adesso iscrivermi alla SIAE con 300 euro e diventare il titolare sia del testo che dello spartito musicale. Lo posso fare? Beh, teoricamente sì, da quanto ha detto Alberto adesso è una cosa che puoi fare. Scusate, ma non è una truffa anche nei confronti della piattaforma? Perché comunque io l'ho fatto, ma ho usato uno strumento, la piattaforma AI che mi ha aiutato a Che realizzare. piattaforma hai usato? Era Music AI Generator. Ah, ok. È una delle tante. Sì. Ma no, fin tanto che tu hai messo il tuo prompt che hai creato tu, lui ha generato e elaborato quel prompt, ti ha dato quella risposta lì e tu hai ottenuto quel prodotto lì, quel prodotto lì, sì. Quindi sì, lo puoi utilizzare. Poi c'era un'altra causa, che credo risalisse a 2 anni fa, che si basa proprio non sulla musica, però sul suono. C'era una famosa attrice americana che aveva negato l'utilizzo della sua voce per degli strumenti come Siri, per esempio. Quindi chi voleva utilizzare la sua voce cosa ha fatto? Ha utilizzato intelligenza artificiale per produrre qualcosa di molto simile. E se non sbaglio in quel caso si andava a puntualizzare se all'interno del training dell'intelligenza artificiale c'era il campione della voce dell'attrice oppure no. Perché se non c'era, allora teoricamente non era contestabile. Però in questo caso sì, potresti farlo. Quindi il fatto che io abbia realizzato un pezzo che dà una forte emozione, a tutti gli effetti mi darebbe la paternità del pezzo. Anche se io ma al di là che dia l'emozione, cioè alla fine il prompt che hai messo dentro l'hai realizzato tu. sì, Dopo è stato elaborato. 5 minuti, 5 minuti. Sì, è stato elaborato. Tu il prompt l'hai realizzato tu o con No, un'altra io ho fatto un intelligenza? corso di AI, quindi Sì. ero già preparato. Ho fatto un corso proprio all'ENAC che è durato 2 mesi. Sì. E quindi mi hanno insegnato a utilizzare tutte le piattaforme e una di queste era anche le piattaforme AI. Sì. Quindi dopo il corso io ci ho giocato un po', 5 minuti. E questo è venuto fuori. Quando l'ho fatto sentire a degli autori musicali molto importanti, mi hanno detto: Leo, spesso noi lo usiamo la piattaforma anche per buttare giù delle basi, Okay. però escono cose banali. Nel tuo caso, cavolo, non è uscita una cosa banale. E lì c'è stato il fatto che tu abbia fatto quel corso lì ti ha permesso di generare quel prompt lì fatto talmente bene che Sì. quello è stato il risultato che ha restituito. Quindi sì. È che mi faceva paura l'idea di andare alla SIAE, iscrivermi e dichiarare, non so se dichiaro il falso o la verità nel fatto di crearmi la paternità di auto. Scusa, l'hai fatto tu. Cioè tu hai utilizzato uno strumento musicale, invece di utilizzare uno strumento musicale hai utilizzato uno strumento artificiale, l'hai fatto tu. Cioè la musica, allora, chi usava il campionatore, i DJ che usavano i campionatori, cos'erano? Truffatori? È uguale, cioè il pezzo è tuo e soprattutto non hai un problema del Suno Magic Music che ti viene a rivendicare il pezzo. Loro non hanno nessuna intenzione di venire a rivendicare il pezzo, ok? Quindi il pezzo tu vallo a registrare se è bello, tranquillo. E secondo me ci sono già pezzi di musica che sono già stati generati con l'intelligenza artificiale, tranquillamente. Questo è un problema pazzesco. Cioè, ricordatevi una cosa, i primi a protestare contro l'intelligenza artificiale 2 anni fa negli Stati Uniti, chi sono stati?
I doppiatori. I doppiatori hanno fatto sciopero negli Stati Uniti perché hanno detto ragazzi qua tra poco ci sostituite con voci artificiali, ok? E adesso stavo guardando per essere comunque più preciso con voi, si chiama Kate Bush, The Clash, Cat Stevens e altri 1000 musicisti pubblicano un album di silenzi, è su Spotify, contro l'intelligenza artificiale. C'è un album con pezzi in cui c'è solo il rumore di fondo. Zzz. Quindi il problema c'è fondamentalmente. Allora, o chiudono o inizia la guerra come contro Napster, però lì era già un problema perché Napster, sì, c'era una violazione di copyright perché erano canzoni e musiche che erano protette dal diritto d'autore, ma qui non sono protette dal diritto d'autore, perché la tua canzone è riconducibile a qualcosa, l'hai mai sentita? E allora è tua. E allora è tua. Vai. Poi se diventi famoso vogliamo il 50%. Ci accontentiamo di poco per la consulenza. Una domanda, siccome molti di questi servizi sono freemium, per cui una parte è gratuita, però quello che fai è diciamo di dominio pubblico, se lui l'avesse creato in questo ambito, cioè non nel privato ma nel pubblico, avrebbe comunque i diritti d'autore? Ricordo più, eccolo qua. Ma intanto dipende perché mi pare che la maggior parte delle piattaforme, se tu crei un contenuto, faccio l'esempio di Suno, se lo crei tu lo puoi scaricare, se io vedo il tuo contenuto non lo posso scaricare. Oddio, ascoltandolo potrei registrarlo, eccetera, quello sì. Lo conosco, però ad esempio Midjourney che Sì. realizza immagini, puoi scaricarti addirittura il prompt con cui è stato creato e puoi anche scaricarti l'immagine nella versione public. Sì, però se tu scarichi il prompt e lo reinserisci non ti genera la stessa Non cosa. accetta la stessa. No, è generativa per questo, perché parte da quella base lì e poi crea qualcosa, quindi è praticamente impossibile che crei un doppione. Qualcosa di molto simile magari sì, però identico no, quello no. Non solo New York Times, ma anche Assuno, che è una delle prime piattaforme che generava musica, le piattaforme musicali, quindi le grandi case discografiche, hanno cominciato a fargli causa. Vedremo come andrà a finire, perché non c'è una legge, ok? Al momento non c'è una legge, e quindi vediamo i giudici che criterio comunque adotteranno, che resta sempre quello. Se il contenuto è originale, è comunque uno strumento con cui ho avuto un contenuto originale. Sta di fatto però che un altro potrebbe prendere ispirazione dal tuo perché la macchina è addestrata sulla canzone che gli hai dato tu. Avremo la versione beta 2 rivista. Lato B. Posso fare una domanda? Certo. Esistono algoritmi che riescono a riconoscere se un testo è stato generato da AI? Intelligenza artificiale. Sì. Allora, anche qui è tutta un po' un'evoluzione, perché fino a un po' di tempo fa era abbastanza semplice. Io genero un contenuto con l'intelligenza artificiale, lo mettevo dentro ChatGPT, tanto per nominarne una grossa, e non sempre lo riconosceva, però facilmente riconosceva che era IA, ogni tanto no. Adesso è già più difficile riconoscere i contenuti tra intelligenze artificiali. È una bella domanda, nel senso, finché il ragazzino che utilizza l'intelligenza artificiale fa un test e lo porta a scuola, magari sì, ma ancora per poco. Se già sono una persona che utilizza l'intelligenza artificiale per fare una newsletter o dei contenuti di marketing, o anche un articolo di giornale, insomma, è estremamente difficile. Su video e immagini sì, c'è ancora margine. Ecco, faccio un esempio. Io l'altro anno, fine anno, vedevo un video o un'immagine fatta con l'intelligenza artificiale, la riconoscevo. Già a distanza di 2 o 3 mesi faccio tanta fatica a vedere la differenza e ho un occhio un po' allenato. Fra 3 mesi penso sarà praticamente impossibile, insomma. Poi che lì sia un'intelligenza artificiale che riconosce foto e video, forse sì, c'è ancora margine, ma in futuro sarà veramente difficile. Domanda interessante, ma qui cito una cara amica che
amministratore delegato del Sole 24 Ore. Contenuti generati dall'intelligenza artificiale, contenuti generati con l'intelligenza artificiale. Attenzione a questa differenza. Se io genero e il contenuto è generato dall'intelligenza artificiale, scusatemi, ma ok, va bene tutto. Devo utilizzare l'intelligenza artificiale se voglio imparare a essere un bravo utilizzatore dell'intelligenza artificiale, la uso quindi ho dei miei contenuti e mi servo del mezzo per trasformarli, per scriverli meglio. Questo è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Altrimenti qui sforiamo nel problema dell'etica, che non è un problema religioso, è un problema importantissimo legato con l'intelligenza artificiale, ok? Perché quando fate e prendete ChatGPT e gli chiedete di fare la fotografia di Trump e Netanyahu con dietro la spiaggia di Gaza, con scritto Hotel Gaza, sapete quanta energia ha consumato per generare quell'immagine lì? Tantissima, perché poi c'è anche il problema dell'energia. Quindi l'etica oggi diventa fondamentale nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. È uno strumento, lo utilizzo come strumento, ma lo utilizzo in maniera seria, in maniera etica. Non gli dico scrivimi un articolo su le evoluzioni della storia, bla bla bla. Prendo tutti i miei contenuti, prendo le mie comunque conoscenze e mi avvalgo comunque di quello strumento per generare un articolo nuovo. Giusto, è una bella distinzione. E in questo caso, cioè, queste persone sono già partite, vogliono partire, hanno un'idea, hanno un budget, un capitale da investire e hanno fatto un progetto di quello che vorrebbero fare. Non per forza deve essere l'intelligenza artificiale all'interno. Cioè, la domanda era su come l'intelligenza artificiale può aiutarmi per aiutarmi a concretizzare tutto quanto, quindi a sviluppare l'idea. Ok, quindi dal portare dall'idea alla parte concreta, io vorrei fare questo tipo di prodotto. Ok, allora come dicevamo prima, come ha anche appena detto Alberto, cioè non dovrei utilizzare l'intelligenza artificiale a prescindere intanto, né dire perfetto, questo è il mio consulente, lui mi aiuta. Ecco, io personalmente lo utilizzerei più come un laterale con cui confrontarmi, quindi dire ok, io sono arrivato fin qua, questa è la mia idea, questo è il mio progetto. Sono andato da un consulente, anche più di uno, mi sono confrontato con dei professionisti e con delle persone ho messo in piedi un progetto che poi deve partire. Se voglio avvalermi dell'IA per avere degli spunti in più, questo è utilissimo, quindi dire, proteggendo i miei dati sempre, partire e dire ok, vorrei fare questo in questo modo per raggiungere questo obiettivo. Tu faresti altrettanto come faresti, quindi vado a fare un confronto, poi devo analizzare, visto che c'è la possibilità, non solo il risultato finale, ma anche il ragionamento che li ha fatto dietro, tra virgolette ragionamento, quindi capire il flusso logico e dire sì, no, in parte va bene, in parte no. È un metodo di confronto. Io in questa fase qui non mi avvarrei dell'intelligenza artificiale così alla cieca, proprio perché poi se faccio una cavolata non posso dare la colpa all'IA. C'è uno strumento che ho utilizzato, quindi scemo io che non sono stato attento. È come quando pianto un chiodo, se mi do il martello sulle mani non è colpa del martello, è colpa mia. Quindi è un esempio un po' sciocco, però insomma siamo lì. Grazie per la domanda. E da questo è quello che spero di avervi trasmesso e comunque vi trasmetto adesso. Se io apro una startup e non so fare magliette, chiedo all'intelligenza artificiale di farmi la maglietta più figa del mondo, la mia startup ha vita 3 mesi, perché dopo arriva un altro che si avvale dello stesso strumento e fa la maglietta più figa del mondo. Se so già fare le magliette e sono bravo nel fare le magliette e mi servo dell'intelligenza artificiale per farle più belle, rafforzo la mia posizione di mercato. Questa è la differenza tra saper utilizzare il mezzo con le conoscenze, fargli fare quello che si è bravi già a fare voi, mantenere l'uomo al centro, è quello di dire, oh,
Adesso faccio il furbo e frego tutti e dentro nel mercato delle magliette perché tanto l'intelligenza artificiale me la fa più bella. Signora, gli fa la maglietta artificiale più bella del mondo, ma dura 2 mesi perché dopo altri gliela copiano immediatamente, non può dire nulla. Grazie mille. C'è ancora una domanda? Ok. No, sì, volevo connettermi rispetto a questa cosa che ha appena detto riguardo a un servizio di AI che si chiama Notebook LM, che è fantastico, però mi preoccupa non poco. Io ho un fratello di 12 anni, ci ho pensato una settimanina prima di provare, cioè ci ho pensato cioè, se mostrarglielo o meno. Io lo uso da 2 mesi e mezzo circa perché ho delle cose da studiare, mi aiuta molto. E la prima cosa che mi sono chiesto quando ho capito realmente il suo potenziale è stata se l'avessi usato durante il mio percorso di laurea, se quello, cioè se mi avesse, per caso avrebbe potuto aiutarmi ad avere una media di voti più alta. La mia risposta è stata sicuramente sì. Il problema qual è? Il problema è che secondo me se l'avessi usato all'università, prima c'era la piramide con i dati, l'importanza del dato, cioè secondo me si rischia di perdere l'importanza dello studio perché unendo Notebook LM ad altre AI che ho conosciuto eccetera si può studiare molto più rapidamente. Il problema è che si processano tutta una serie di dati e le si processa troppo e quindi si semplifica troppo. Non so se mi sono spiegato. Sì, io di solito faccio un esempio nelle classi, ovvero visto che nelle classi non ho sempre giovanissimi, ma ho gente un po' di tutta l'età, una volta come facevamo la ricerca, no? Cioè quando non c'era internet, andavi in biblioteca e andavi a cercarti l'informazione. Quando impari a utilizzare internet, perché arriva internet, e poi quando arriva l'intelligenza artificiale impari a utilizzarla, tu sei più propenso ad utilizzarla meglio, mettiamola così, perché? Perché tu sai farti la ricerca senza quegli strumenti lì, quindi hai un processo logico per fare la ricerca. Se tu quello non ce l'hai, ma hai l'intelligenza artificiale, è un po' lo stesso esempio della maglietta, sì, le informazioni va bene, ti arrivano, però ti manca quel background dietro, quindi non lo sai usare appieno e devi formarti per usarlo al meglio, quindi hai perfettamente ragione che le informazioni sono processate. Probabilmente se tu l'avessi utilizzato col senno in poi diresti ok, va bene, però meglio che approfondisco un po' la fonte da dove arriva, perché se no magari perdi una parte del contesto o anche altre informazioni. Voglio arrivare nel senso, l'uomo è pigro di per sé, Sì. di natura. Mio fratello ha 11 anni, è furbissimo ma anche incredibilmente pigro. Se gli faccio vedere tutte queste cose qui, lui ha finito, ha chiuso, mi ama, ma è vero. la frega mia mamma quando vuole, come vuole, non studierà mai più, o meglio, Infatti, solo il pomeriggio, un attimino, tac e tac. Infatti nell'utilizzo dovresti utilizzarlo, come dicevamo prima, solo nella maniera corretta, quando è necessario, perché, esempio della calcolatrice, mi impigrisco e non faccio più i conti a mente, è una banalità, però se lo facciamo su tutto diventa chiaramente un problema. Che facessero questo al posto Ma dei genitori, eccetera. è insegnare a utilizzarlo. Sì. Cioè, Chi glielo insegna? i genitori. Sì. No, attenzione. L'errore più grande che possono fare i genitori è non insegnare ai bambini a utilizzare questo strumento. Lo dicono professori universitari, professori di sociologia, perché se i bambini capiscono che non possono e non devono più chiedere al papà, perché c'è la macchina che comunque gli dà la risposta, buttiamo via centinaia di anni di formazione e di ruolo dei genitori. Non lo dico io, che sono un avvocato, lo leggete su tutti i paper di sociologia da parte di psicologi e di stimati professori universitari con cui ogni tanto mi diletto a ciacolare, per dirla in veneto. I genitori devono insegnare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale al bambino come gli hanno insegnato ad attraversare le strade sulle strisce pedonali. Non si discute, non è oggetto di discussione sta cosa. Poi, se tuo fratello utilizza lo strumento dell'intelligenza artificiale in questo modo, secondo me non sarà neanche l'unico della sua generazione a utilizzarlo in questo modo, ok? Sarà comunque, ho capito, ma attenzione a non fare l'errore che come studiavamo noi devono studiare i ragazzi di adesso, ok? Perché io li vedo, i giovani che vengono in studio da me, non siamo noi alla loro età, ma non è né un giudizio positivo né un giudizio negativo. Sono persone di formazione diversa che sono cresciute in un mondo diverso,
ok? Noi guardavamo gli aerei volare, facevamo, "Oh, loro sono cresciuti sui cellulari, su Google, non possiamo pretendere che si comportino come noi". Quindi l'errore più grave, la frase più grave che sento dire è: siamo stati tutti giovani. Non più, signori. I giovani di adesso non siamo noi da giovani, hanno vissuto comunque in un mondo diverso. Tutti potrebbero andare comunque in quella direzione lì. Vatti a vedere i voti di laurea delle università di adesso. Prova a vedere se erano uguali a quelli che facevi, che prendevi tu comunque tu, o che vedevi nelle tue sessioni di laurea. Ti faccio e ti invito ad andare a vedere giurisprudenza a Treviso delle sessioni di laurea, i voti in cui escono. Buonasera, per cortesia un'informazione riguardo alla potenziale sostituzione delle professioni. Voi prima avete elencato alcune professioni che un domani verranno sostituite. Volevo chiedere, nell'ambito sanitario, a livello di medico di base, come lo chiamiamo ancora noi, se dovessimo affacciarci con la realtà dell'intelligenza artificiale, per esempio, ho l'influenza, il medico di base verrà sostituito dall'intelligenza artificiale. Fino a che punto può essere affidabile il referto che questa mi dà? Allora, io sono d'accordo con Marco e con Irene. Noi abbiamo bisogno di umanità, quindi non accetteremo mai che una macchina sostituisca l'uomo. Ve lo dico sia perché sono responsabile della protezione dei dati sanitari di 5 ospedali sparsi per l'Italia, quindi di intelligenza artificiale nella sanità me ne occupo e me ne occupo anche tanto. Seconda cosa, se l'intelligenza artificiale entra in medicina, entra in strumenti di telemedicina, refertazione comunque a distanza, ma perché il problema oggi è che vallo a trovare il medico di base. Perché c'è chi ce l'ha e c'è chi non riesce comunque ad averlo, ci sono delle zone che sono completamente scoperte. Vallo a trovare il medico specialista in determinati settori, radiologia, dermatologia, oculistica. Vi posso assicurare che come grandi gruppi sanitari facciamo grande difficoltà a reclutare medici comunque del genere. E mi aggancio a quello che si diceva prima, la soppressione dei posti di lavoro. Poi lascio ovviamente anche la parola a Marco, ma soprattutto a Irene, che ne ha trattato in maniera giusta e corretta. Si sta andando a sostituire lavori ripetitivi o si sta andando ad utilizzare la macchina per fare lavori ripetitivi di cui non troviamo manodopera? Perché è stato detto prima, io torno a casa dopo un giorno che ho caricato dati sul computer, come torno a casa? Cioè, voglio di sfogarmi sul cane o no? Ecco, io ho serie difficoltà a pensare che certi lavori avranno una loro continuazione, ma per proprio la tipologia di lavoro che ormai comunque si fa. Non tanto perché la macchina sostituirà l'uomo, io non penso che nessun datore di lavoro oggi voglia sostituire i propri dipendenti. Sicuramente credo che il proprio datore di lavoro abbia una difficoltà oggi a trovare ad alcune persone che svolgono determinati lavori. Saldature, siamo all'emergenza. Io ho una cliente a Pordenone che fa saldature, non riesce a trovare saldatori, non riesce a trovarli. Ok? Quindi necessariamente poi i robot, necessariamente poi comunque le automazioni, necessariamente poi gli agenti, ve lo posso assicurare, il ricambio nel mercato sarà basato sul fatto che l'imprenditore ha bisogno di manodopera e non riesce comunque a reperirla. Sì, poi che ci sia un'evoluzione di questi strumenti che affiancano il professionista, questo è un altro discorso, però penso che Alberto abbia detto tutto. Non so se tu vuoi aggiungere. Sì, mentre Alberto parlava ho pensato all'omino e allo sportello in autostrada, non esistono più, ma penso che abbiano trovato un'altra strada, un'altra vita forse migliore. Il fatto che ci sia una macchina adesso al posto dell'uomo non toglie nulla a nessuno, cioè ci sono determinate mansioni che sono sostituibili e va bene così. Determinate altre il medico assolutamente no. Il medico usufruirà di determinati strumenti per le diagnosi, per fare diagnosi anche più accurate, ma poi rimarrà sempre per fortuna il suo bagaglio di competenze che gli permetterà di giudicare se il risultato è corretto o meno. Quindi torniamo al discorso di prima. Dobbiamo puntare su di noi, sulla nostra formazione, le nostre competenze prima di tutto. Gli strumenti A sono strumenti, come ha ribadito tante volte Alberto, strumenti di cui servirci
con senso critico, e torniamo alle soft skill importanti per gestirli nel modo giusto. Io vi saluto. È che i tempi sono lunghi, non so se abbiamo voglia di prolungarci, ci prolunghiamo. Che ore sono? Facciamo ancora in tempo per un'altra domanda? Sì, ci abbiamo preso gusto. Ultimissima, aveva parlato prima degli strumenti di anonimizzazione. In che modo e come utilizzarli da utente privato? E in suo utilizzo? L'anonimizzazione è un elemento che elimina in maniera definitiva qualsiasi riferimento alla persona. Il GDPR è il regolamento sul trattamento dei dati personali, vuol dire persone fisiche. Ok? Anonimizzare un dato vuol dire prendere di tutto il complesso comunque di quei dati, tutti degli elementi che non mi permettono in alcun modo di poter ricondurre, parliamo comunque in esame comunque medico, una serie comunque di elementi, una serie comunque di referti di esame del sangue a una tipologia di paziente o ad alcune tipologie di pazienti. C'è l'elemento radicale dell'anonimizzazione, ma ci sono strumenti meno radicali come la pseudonimizzazione. Quindi prendo un dataset di referti medici, prendo un dataset di clienti, prendo un dataset di fornitori, prendo l'elemento dato che mi interessa senza il nome e il cognome, ovviamente senza la denominazione del cliente, lo continuo ad associare, perché la pseudonimizzazione vuol dire come staccare la testa, metto un codice, quindi quello diventa il cliente 123, e so che in un altro cassetto ho un foglio di carta in cui ho 123 corrisponde a Pinco Pallo. Se nessuno ha inventato altre canzoni, andiamo. Grazie, grazie mille. Dato che abbiamo detto che è importante formarsi, vi presento qui i prossimi eventi che abbiamo in programma sul tema intelligenza artificiale. Il 19 marzo avremo un workshop di 4 ore sul tema della sicurezza informatica per addetti ai lavori, ma anche per tutti, direi, perché verranno date delle strategie anche applicabili nel lavoro quotidiano per proteggere appunto i dati nostri dell'azienda. Mentre il 9 aprile avremo un altro workshop più legato al marketing, quindi l'analisi dei dati, che abbiamo visto essere molto importante, quindi di questi dati che cosa ce ne facciamo e con quali benefici. E avremo poi 2 corsi in programmazione nei prossimi mesi, quindi il corso gestione del tempo per il benessere generale sul posto di lavoro, è la seconda edizione, saranno 2 sabati nel mese di aprile, anche qui per tutti i lavoratori, dipendenti, autonomi, che vogliono capire come ottimizzare le proprie giornate, come pianificare le proprie attività anche attraverso l'uso di strumenti di intelligenza artificiale. E poi tra maggio e giugno un corso sulla comunicazione efficace di 24 ore, quindi 3 sabati in questo caso. E qui il focus è sulle competenze trasversali, quindi capacità di ascoltare, di comunicare, di gestire i rapporti con i colleghi e anche di gestire le comunicazioni attraverso piattaforme di collaborazione. Quindi anche qui ci sarà un misto tra soft skills e digital. Quindi chiunque di voi lavori in qualche forma, nel privato o nel pubblico, può aderire previa iscrizione, ci saranno poi delle selezioni e ecco, si formeranno i gruppi. Vi lasciamo qui, se volete farvi la foto, alcuni link e risorse utili, tra cui il libro che vi ho messo lì è per chi è alla ricerca di lavoro, perché ormai anche per la ricerca di lavoro si possono utilizzare strumenti di intelligenza artificiale. Poi abbiamo il sito all'azienda di Marco Sacchetta, H-Link, abbiamo Perplexity, che abbiamo già nominato prima, sito per le ultime news nel mondo dell'intelligenza artificiale, There's an AI for That, dove appunto trovare vari strumenti in base all'argomento. Magic School, è quello di cui accennavi prima Marco. E poi abbiamo una rubrica curata da Alberto Bozzo su tutto quello che è innovazione digitale e in particolare intelligenza artificiale, e un podcast sempre curato da Alberto Bozzo
in cui ospita un sacco di esperti in materia, imprenditori che già stanno applicando l'intelligenza artificiale, quindi per tenervi aggiornati quotidianamente anche nei viaggi in macchina, sfruttate, ecco, queste risorse, fatevi pure la foto, e spero di vedervi presto in tutte le nostre prossime attività e buona formazione a tutti. Grazie.